ma la siamo in finale. Bella raga, tutti recomandare prezzi. Ok, vai che ci siamo, operazioni preliminari. Vai di operazioni preliminari. Adesso salutiamo Francone, ecco Kaiser Francone. C'è Kaiser Francone e io me lo godo, Kaiser Francone. Ora, one moment. Barocco, ecco C'è Terence, ecco Terence. Anche quando c'è Terence la mia vita risplende. Amedeo, il piccolo Amedeo, Goody, Godif, David Beckham, Luca Graziani. E adesso ragazzi partiamo a bomba con l'intervista a Alex Beck Yoga Bonito, il piccolo Tognin. Adesso vediamo un attimo, finiamo le operazioni preliminari, poi vediamo se è collegato su Discord il buon Alex Beck. Ecco Alex Beck, Gigi Palla, Goz, Luca Graziani. Ok, allora chat. Bisogna aspettare. Eccolo qua, Yoga Bonito. Se vuoi entrare nel canale Yoga, entra pure, che così vediamo se entra Bonito. Eccolo, Evan Guy, ecco Guy. Sì, ma però non lo sento. Come devo invitarlo io? Allora, aggiungi amico, aggiungiamo Bonito, però non lo sento. Probabilmente non è ancora. Ciao Ghost Gabriele. Deve entrare sulla chat scritta in grande zoccolo duro per la piccola intervista. Per capire Tognin, per capire la fogna di Tognin. Perché è crollato così. Tanto entriamo qua, ragazzi. Raga, oggi ci giochiamo tutto, eh. Ci giochiamo veramente tutto. Arcangelo Bianco, così subito all'Arcangelo, che sarà presto nostro ospite del talk show pre o post partita, perché sarà un nuovo acquisto l'Arcangelo Bianco. Ciao Michelotto, Darkstar, ciao Christopher, però di Yoga Bonito ha il problema che non riesce neanche a collegarci su Discord. Bene, sono cose belle della vita. Abbiamo capito che proprio la fogna è sempre più presente in Yoga Bonito. Vediamo se posso invitarlo io, ma non credo. Creare un invito, copia, e chi lo copia? Scucchezza sta roba. Bonito. Boh, scucchezza. Sì, ma devi collegarti, devi entrare dentro il canale a sinistra, allora. Eh, A sinistra c'è chat libera e canali vocali. Se non è aperto, apri le finestrelle canali vocali e dentro lo zoccolo duro. Perché se no devo partire, non è che possiamo stare qua 10 ore. Discord è un po' incasinato secondo me, però è molto veloce. È talmente veloce che siamo ancora qua. Non lo fa entrare. Ragazzi, tra poco si parte. È vero che stiamo di più oggi, però. Boh. Narcotopo, ragazzi, qua è che non sento più Terence, quello è il problema. Non sento più effetto serra, quello è il vero disguido. Federico Bartolucci, eccolo qua. Penso ce ne saranno due. Penso sarà l'Arcangelo Bianco e Bartolucci gli acquisti per l'estate. Però, ripeto, ci saranno ogni anno, quindi c'è tempo per tutti per entrare. Vabbè, Tognin, non c'è niente da fare. Tognin.
Eccolo qua, forse è qua, forse è qua. Buonasera. Oh, eccolo qua, ragazzi. Finalmente ho la possibilità di parlare con un uomo che è crollato. Allora, eccolo qua. Allora, salve, signor Alisbeck Yoga Buonasera, Bonito. buonasera. Allora, se vuole presentarsi anche al popolo. Allora, buonasera, sono quello che chiamano Mr. Fogna, direttamente da Padova, Sì? eh, Qua- vincitore di una Coppa UEFA, sì, infatti, almeno una di coppa l'hai vinta Valencia. fuori da Venezia, porca puttana. Sì, con di Valencia. No, sono qui perché è colpa Rabamo di Terence che mi ha fatto calare No, ma allora c'è un le problema. prestazioni. Dopo Perugia c'è stato Ci il sta- crollo vertiginoso. Cioè, hai fatto Sì, un esatto. bellissimo gol decisivo che ti ha fatto vincere anche in maniera forse un po' discutibile il miglior gol, perché comunque i gol di Terence erano capolavori, però vabbè, perdoniamo questa cosa. Però dico, perché dopo ti sei montato la testa e hai cominciato a fare cagare? Perché questo è il nostro È la, cruccio. è la voglia di vincere come che mi ha Intanto devo dire che è una portato. bella voce, è vero? È una voce molto sensuale. Infatti si capisce Grazie, che... Daniele. No, ma si capisce che Grazie. al posto di giocare sei trombato, quello è il tuo problema. Cioè, Infatti, non quello è il tutti hanno il problema. fisico. Cioè... Eh. Comunque, No, ma è stato tutto per vincere perché io puntavo a- alla cosa a cosa puntava degli Tolnina? A cosa assist puntava e Tolnina? A cosa quindi puntava Tolnina? alla classifica Dai, miglior degli assist, al assist, miglior assist. un vero assist, solo Vabbè, che poi sì. è andato tutto a puttane e quindi Sì, no, tu sei andato sono a finito. puttane. Lei è Infatti, andata a puttane. No, no, no. Il discorso è che adesso a Kiev non hai fatto niente, eliminato anche no, non ho dall'Europa fatto League niente, sì. in maniera abbastanza ignobile. Invece Barocco in Giappone ha vinto addirittura la Champions asiatica, quindi Lo ecco. so, lo so. Adesso, adesso tra poche partite, insomma tra un po' di partite, ci sarà il grande ritorno di Yoga Bonito, però è chiaro che Certo, pretendiamo, eh. Io, certo. ecco, perché Intanto voglio veramente... salutare Terence, Sì, ti saluta voglio tutti. salutare tutti quanti, Terence, Ecco Peppe, Michelotto che mi ha anche Peppe. salutato, Franconi, Paul che Eh beh, Eyman, ci mm, sarà anche fra un po' vuole perché bene. l'ultima puntata, perché c'è il talk show, il Maurizio Cume Show che è pre e post. Però c'è anche Paul Buffa racconta, che ha raccontato in maniera egregia la Esatto. sua storia di come un dio dopo sia diventato una merda, però vabbè, insomma, comunque mi ha donato a me i poteri, la bellezza, la forza e tutto quanto, e per questo lo ringrazio Eyman. Però presto sul canale ci sarà anche una sorpresa per tutti voi con con un Attenzione. Comenda racconta Paul Buffa e là sarà bello perché mi scatenerò insomma e dopo con un incrocio con tutti gli altri. Però questa è un'altra Esatto. storia, questa è un'altra storia. Ma questa è un'altra storia, esatto. Ecco, e niente, direi che adesso se possiamo anche cominciare a giocare, questa diciamo pre-intervista mi Certo. sembra positiva. E Tonin, Abbiamo... per piacere, cioè, si deve svegliare perché cioè, non accettiamo più cagate come quelle Lo dell'anno so. scorso, non le accettiamo più. Lo so, me la voglia è strafare. Lo so, perché tu quello delle Rabone, quello È Yoga quello lì che mi ha Bonito, rovinato. sì, sì, sì. È quello che mi ha rovinato. Quindi il prossimo anno devi giocartela con gran giocatori, perché penso che in fascia non mandiamo nessuno in prestito. Penso di no, perché tutti stanno giocando bene. Quindi siete in 5, devi lottare. Devi lottare. Esatto, io ho paura per Mincarelli perché gli sta rubando il posto come non so cosa, quindi lotto a cazzo Quanti duro anni hai, contro vecchio lui. mio? Quanti anni hai? 16. Ecco, 16. complimenti, hai una voce già più grande, quindi bene, bene, questa cosa mi piace. Grazie. Questa cosa mi piace. Ma boh, dai, ascolta, Io- questa intervista così veloce, dopo ci sarà una più approfondita sicuramente, Certo. adesso che viene a cominciare perché sono già le 10 quasi, cazzo. Sì, Sì, si fra un po' comincia la gente veramente va a presto. letto e abbiamo fatto ancora una partita. Niente, io la ringrazio, Yoga Bonito, adesso l'aspettiamo fra un paio di partite, tanto a Certo. Kiev stai a fare un cazzo, quindi insomma, Esatto, però trombati, faccio un cazzo. devi sfogarti, trombare un po' le Ucraine e
dopo però devi venire da noi tranquillo, tranquillo, Certo, rilassato, certo. svuotato sia le palle che la testa, pronto per giocare con noi, perché la Certo. rivogliamo bello carico. Boh, Eh beh, certo, è l'obiettivo della stagione prossima. va bene. Allora, questa pre-intervista finisce qua. Un ringraziamento al buon Tonini che del collegamento da Kiev si è collegato per questa piccola Esatto. intervista. Intanto l'Arcangelo Bianco ma Continua dona, da l'Arcangelo Bianco dona, che ancora entra in squadra e già dona. E niente, Ave vabbè. Capitano. È il No, vicepresidente. salutone al Adesso però ti presidente. voglio un po' in chat, devi tifare perché iniziano i Sì, quarti di ma finale. certo, ma ora tifo a Sbrega. Perfetto. A Sbrega tifo adesso. Oh, comunque grande Padovano, eh. Eh, C'è un po' di Poi il rivalità, derby. c'è un po' di rivalità, Poi il derby però sabato, quindi non voglio sto bene molto al mio contento. Tognin. Vabbè, dai. Buono. Ok, poi io esco da Discord e niente, la pre-intervista finisce qua. Niente. Un saluto dal Maurizio Costanzo Cume, alla prossima. Alla prossima. Ciao bello, ciao ciao ciao. Ciao, come? Ok ragazzi, abbiamo sentito Tognino, un ragazzo dalla bella voce che però nell'ultima stagione ha fatto cagare i morti. Adesso possiamo cominciare anche, però prima forse devo impostare a Picella capitano, che non sempre voglio di farlo. Ecco Pintus, ecco Nasdaq. Ecco Nasdaq. C'è anche Nasdaq. Perfetto. Adesso aspettiamo il presidente che sta arrivando da Dubai col charter. Ok. Oh, arriva Dark con così. Arriva Dark. Dona anche Dark. Grazie, Dark. Da Gelserki, che non un pazzo. Un altro drogato, signori. Un altro drogato. Raga, adesso però basta Costanzo Show. Cazzo, Gervasi è morto, cazzo. Ora deve entrare per forza. Grizzly. Entra Grizzly. Non siamo neanche informissimi, raga. Vencarelli però mettiamo secondo tempo. Zincaro. Me lo pappo. Zincaro. Però mi sento francone oggi, non so il perché. Eyman è stanco, però Cannistra è morto. Ok ragazzi, adesso però per piacere concentrazione massimale, eh. Per piacere, siamo contro Balotelli. Ecco Kino Belic, ecco Kino, ciao Kino. Ciao Kino. No dai, vai tranquillo Dark, grazie. Un caloroso benvenuto a tutti. Ci siamo quasi. I giocatori dovrebbero uscire dal tunnel degli spogliatoi da un momento all'altro. Vai Oggi ragazzi. si affrontano Nizza e Venezia. Io sono Raga, adesso Fabio veramente Perez, e con me concentrazione, c'è eh. Luca Iniziano i Marchigiani. quarti di Ciao Fabio, un finale. saluto a te e a tutti gli amici allo stadio e sul divano. Eccolo qua, lo sapevo, il maschio alfa ragazzi. Balotelli. La signora Agi ha capito, la signora Agi si è divertita a quell'oretta e dopo ha capito però che il maschio alfa doveva venire qua e adesso però fai concentrazione per piacere, salutiamo la signora Agi, vogliamo bene, bellissima ragazza, meravigliosa, ma il nostro Agi è con noi adesso, si doti subito, si doti, mamma mia. Ottimo l'intervento. Adesso però pensiamo solo alle partite. Tarrant, subito effetto Serra! Ha provato ad Mamma ingannare mia, il subito portiere la bamba si fa puntando prima sentire. di tirare. Stava quasi per funzionare. Dai raga, partita difficilissima, la terza squadra francese, manca solo il presidente, il charter sta atterrando Passaggio in avanti. a Varese ragazzi, manca poco. E arriva anche il presidente. Balotelli. Ha la Occhio possibilità di ragazzi, andare verso la porta. Occhio bravissimo, si doti per Giangrosso, Grizzly sta giocando tutte le partite decisive, pazzesco Grizzly. Prova Effetto la giocata Serra, nello spazio. Kaiser Francone, L'appoggio Francone. sulla fascia. Il Terence. pallone sulla sinistra, ora cosa Attenzione succede? Francone, non può crossare a Francone, non è proprio il suo, si doti Ayman, se ne aveva mano di testa veniva giù. Fuori. Sì, qua, ecco, subito Agi scatenato. Michelotto, Maurizio, sbaglia tutto Maurizio, perché Occasione sbaglia, per è il un po' lento contropiede. ancora nei tiri. Da marcato, attenzione Alexandro. Dai, gravità zero, attenzione Occhio alla Terence, confusione. mamma mia. Spazza via. Dai ragazzi, Balotelli. però... Prova il Se filtrante. Saltelli, segna Balotelli, ma tranne la profondità. oggi che non segnerà. Dai Fioi, È dai. un tentativo apprezzabile. Sì, prima partita, prima è stata l'intervista Al centro a c'è Tonnin sempre che meno puoi spazio, seguirla, però bisogna adesso essere cerchiamo di precisi pensare alla e partita, veloci eh. nel passaggio. Intervista a Tonnin, ascoltatela dopo. Attenzione, veneziano, gravità zero.
Si fa fatica, ragazzi. Ormai siamo Ha segnato non una siamo, non è manovata di più, gol tra i seguiti non sono più per partitelle, trasformare siamo ai quarti, raga. Questa E non partita sento deve ancora la essere tensione l'eccezione che giusta. conferma le regole, evidentemente. Agi è ancora stanco per le prestazioni pre-partita. Certo che anche Agi deve fare le cose prima di una quarto di finale, cazzo. Ma non anche quello, non riesce a tenere fermo il pene, Dio Cristo. Può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Ciao Lorenzo Brandone, sopra bisogno di tutta la grinta. Ne voglio di più, siamo ai quarti, ragazzi, ve lo ricordo, Michelotto. Ecco Balotelli. Attenzione, Balotelli, no. Sulla fascia. Ha spazio sulla fascia. Bravissimo, Grizzly, Troppi le partite giocatori ci sto in giocando area. bene, eccolo Non c'era qua. abbastanza spazio per tirare. Eccolo qua, ragazzi. Poesia in movimento Agi, poesia in movimento Agi. Agi se ne va, Agi se ne va. Agi la vuole mettere in mezzo, veneziano! No! Velocità qui. Cross sublime di Agi, ma tiro di testa errato da parte di veneziano. Ragazzi, dai, per piacere, concentrazione, è stata bellissima l'intervista a Tognin, ma adesso pensiamo al calcio. Eyman bellissimo per Alexandru. E passa. Alexandru. Cerca cross in mezzo. Francone cosa ha fatto? Che gol di Francone! No. 0-0. No. Fantastico per coordinazione e tempismo. Mamma mia, Agi, Poteva grandissimo anche cercare assist, di ma no. controllarla, ma ha preferito rischiare. Alla Mamma fine mia che ha gol di avuto ragione Francone, lui. mamma che gol di Francone. Boom, da bomber Ecco che consumato arriva il terzo Francone. gol per lui nella competizione. Il Kaiser la mette. E il risultato Il si Kaiser sblocca, la mette, ma 1-0. no. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Manca una vita, ma gol in trasferta importante. 0-0, ma gol in trasferta. Attenzione. Veneziano? Mamma mia, Il portiere peccato. dice di no. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe. Che gol di Francone, anche se il gol di tacco del Bode forse è la perla più bella insieme alla Cerca di punizione sfruttare lo per il spazio sulla momento. fascia. Buon lancio. Francone non ci arriva, peccato. No, ragazzi. No. Gian Grosso, attenzione Grizzly viene. Madonna che intervento su Grizzly. No, raga, no. Noi soffriamo quelli con i capelli così. Li soffriamo. Manca solo il nostro presidente. Mi sarà tesissimo con la sua televisioncina da 7 milioni di euro. Cerca di uno spunto per far male agli avversari. Attenzione Eyman, madonna Eyman, ecco, Dio Eyman. Pintus, Nasdaq. Al volo. Veneziano cosa ha fatto? Non è vero. Non è vero come siamo partiti, non è vero. Ciao Borgia, non è vero. Nasdaq fa un cross geniale, veneziano fa una cosa illegale in 99 stati. Mamma mia che gol! E anche questo si candida. Mamma mia che gol! Non è vero 0-0. Mamma mia, Fioi. Non è vero ragazzi, si candida anche il Cume. Anche il gol del Cume, quindi Agi deve segnalarlo. Questo è un Eurogol, signori. Mamma mia che gol, 0-0 però. No. Balotelli se ne va. Merda, no, cagata. Mito! No! Gol incredibile, subito mandate a fare in culo. Subito gol del Nizza, 1-2. Subito gol del Nizza, Cyprien punisce. Subito gol subito, non va bene. Non si è lasciato scappare questa Porca grande miseria. occasione. È stato bravissimo a sfuggire ai difensori per poi farsi trovare al posto giusto. 1-0 per il Nizza. Ed ecco che arriva il terzo gol per lui nella competizione. Porca puttana. C'è solo Calma un ragazzi, gol calma adesso perché per siamo le troppo due esaltati. squadre. Anch'io sento la squadra a bomba, però l'abbiamo pagata subito. È stato un bel primo L'abbiamo tempo. pagata subito. 2-1, gran bel primo tempo, 3 gol, tante emozioni. Nizza 1, Venezia Non 0. deluderà. Ciao Mincarelli. Calma ragazzi. Francone me lo sentivo, Francone sta sbocciando subito. Quello che purtroppo Tognin deve fare. Ma questa è un'altra storia. Dai ragazzi. L'1-0 non va bene. L'1-0 non va bene. Fallo di Francone inesistente in 95 stati. Calma adesso, calma. Ragazzi, calma. Lancio lungo del portiere. Grizzly.
Eyman Guy. Come d'incanto Guy. Come d'incanto Eyman. Attenzione Eyman. Fuori di poco per Paul Eyman Guy. Bordate del genere possono Ecco il essere maestro. pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Ecco il maestro. Sono Intanto, usciti dagli spogliatoi molto voci più di mercato agguerriti. vogliono Possiamo l'Arcangelo aspettarci Bianco al un gran Venezia. secondo tempo. Fatalità, inizia a vedere la partita, chissà. Balotelli. È un trequartista dai piedi raffinati, ma dal senso del gol incredibile per un trequartista. Staremo a vedere. Tanto pensiamo a questo 1-0 per il Nizza. No. Attenzione Grizzly. Attenzione Veneziano. Veneziano se ne va. Gravità 0, è autore di un gol sublime. Veneziano! Madonna che di sinistro, missile terra area. Evidentemente ha preso anche lui fiducia nelle proprie possibilità. E sa di Attenzione, poter effetto avere Serra, un ruolo da peccato, protagonista poteva in fare questo veramente una giocata sport. incredibile. Credo che questo ragazzo abbia un Sfortunato. grande futuro davanti. Michelotto ammonito, Michelotto prova a calciarla, madonna Maurizio, che tiro. Buono. Questa è un'altra grandissima parata. Attenzione. Alexandro, autore di un assist geniale. Effetto Serra. Ottima giocata. Non Michelotto. poteva fare molto altro. Sidoti. In questi casi Sidoti bravissimo per Michelotto Michelotto la dà ad Eyman. Prova la scuccagliata, non ce la fa ancora Venezia. Pintus, Nasdaq la dà ad Eyman. Asi non ci arriva, Terence che rubata! Capitare di restare scoperto sulla tre quarti. Esatto, Mamma mia, che gol Se ti mangiato abbassi da troppo, Terence. lasci molti spazi davanti che gli avversari possono sfruttare, ad esempio colpendo dalla distanza. Ciao The Italian Gamer, mamma mia, qua Terence giocata sublime, poi errore. Gol non impossibile. Va bene così, va bene. No. Eyman Guy. Francone vuole calciare il missile, mamma mia, Francone di poco. Calma ragazzi, Ha calma. messo dentro davvero un gran pallone. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Dai raga, Peccato dai, solo 12 che tiri a 3, l'esecuzione un non sia stata dominio. all'altezza. È un dominio e Ci è perdiamo. mancato poco per trovare ancora il gol. È un dominio e si giocatore che perde. Si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Vuole la profondità. Occhio. Cerca spazio. No, non l'ha cagata. Deve approfittarne. Balotelli con una grande giocata. Davanti alla porta. Tutto solo. Non poteva sbagliare. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. È la sua sesta rete del torneo. Dominio del Venezia e prendiamo il E secondo hanno gol. completamente riaperto la gara. Sono di nuovo in parità. Sarà interessante vedere se Vai manterranno ragazzi, lo per slancio piacere, che li ha voglio portati al subito, gol. voglio subito la reazione. Intercetta opportunamente. Da 2 a visto che 0, l'azione 2 a era 2 non va pericolosa. bene. Adesso basta con no. Adesso si gioca, cazzo. Dio Cristo, da 2 a 0. Per piacere ragazzi, tutti uniti adesso, è finita la festa, siamo tornati sulla terra pesantemente. Snyder Bruttissimo la lancia 2 a 0, sulla 2 a fascia 2. sinistra. Non una bella cosa, Balotelli. raga. Esce Eyman che è veramente distrutto, deve entrare Gigi Palla nel canistrano, lo rischio. Anche se è un'incognita, entra il Bode. E mettiamo anche Mencarelli per dare un po' di riposo al rumeno. Ci mette il fisico e con questo Raga, il adesso pallone. sveglia però, sveglia, cazzo. Attenzione all'arbitro che Cos'è? fissa il cartellino. Cosa? Giallo. No, è è giallo. pazzo, le diamo Venezia fastidio, ha adesso capito? 2 giocatori ammoniti in questa. Cominciamo a dare fastidio. Vai ragazzi, è entrato Palla, attenzione, no, Prova ad andare. no. C'è fallo. Ma cosa? Ma porca puttana, dai, che adesso cominciamo a rompere i coglioni. Occhio alla conclusione. Un Dio gol po'. semplicemente Ma vaffanculo da 2 a 0, 3 a 2. Ma vaffanculo, ma dai, ma che gol. Alla grande questo Ma gol. dai. Giocata.
Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata Ma al dai, su un meglio. fallo inesistente, ma la Madonna. E sono 4 per lui in questa competizione. Ma dai, torniamo sulla terra così, che Passano in schifo. vantaggio. Che schifo, Mai che darli per merda spacciati. proprio. Sono di nuovo in vantaggio. Ora devono cercare di resistere. Ma dai. Vergognoso. Prova a verticalizzare. Vergognoso, veneziano. Per il Senza Bode, dubbio, il questa Bode ci riserva prova! speciale Fuori. oggi. Tutto No, girato non è una storto sorpresa adesso. quando finisci sul tabellino Siamo dei crollati in marcatori, un vieni baratro identificato totale. come pericolo pubblico numero 1. Incredibile. Loro hanno fatto pochi tiri, però non possiamo sul 2-0 ridurci così. Era nostra la qualificazione, adesso è dura, Adesso è durissima Venezia, a livello psicologico. Michelotto, bisogna almeno trovare il pareggio, proviamoci, Michelotto. Gigi Palla, dai, Mari lo fa adesso, Palla la cosa giusta, vai Palla. Cerca il Cross di compagno in Palla! azione. Quel gol di Non si può Terence dire certo sbaglia che un questo po'. fosse un cross da manuale, Quel gol di Terence tutt'altro. pesa un pochino, non possiamo certo incolpare Terence, un giocatore fenomenale. Purtroppo anche la sfortuna è andata contro di noi. Terence, dai che Terence vuole subito rifarsi. Terence. Conclusione. Oh, Terenzino, no, tu sei venuto a Perso un bissere di pallone Terence. sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. L'allenatore non mi sembra molto contento di questa giocata. D'altra parte era stato bravo a crearsi l'occasione, doveva Porca sfruttarla meglio. miseria. Ottiene un buon calcio di punizione. Prova a saltare il centrocampo. Si allunga e trova la palla. Male. Siamo in pieno recupero, non manca molto alla fine ormai. Contrasto irregolare e dunque calcio di punizione. Vuoi buttarmelo fuori? Non c'è niente da discutere. Hai voglia? È stato redarguito poco fa e non ha avuto... No, l'ha buttato fuori! No, vabbè. Vabbè, ho capito, dai. Ho capito. Non c'è più tempo. Finisce Che qui. schifo, Al fuori ritorno anche giocheremo in Michelotto, casa. Questo può essere incredibile. un vantaggio. In- Certo devono incredibile, cambiare passi, atteggiamento e incredibile. personalità. Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno Diamo cercato fastidio, sì, diamo insistentemente lo fastidio. sfondamento centrale. Incredibile, Una strategia che alla fine è valsa loro la vittoria. indescrivibile. Indescrivibile. Ragazzi, arrivo subito, vado un attimo in bagno e dopo a bomba. Però incredibile. No, c'è il campionato prima, porca di quella vacca. Vabbè, mettiamo tutte le riserve, non mi interessa niente. Vai, Francone. Non mi interessa proprio niente. Non mi interessa un fico secco. No, le palle girate. Oh, le palle girate. No, mettiamo il Bode però. Francone più in palla. Mettiamo Mencarelli. Mettiamo il Duca. Mettiamo Palla. Giangrosso per Gervasi. Ciarmi. Michelotto possiamo tenerlo, tanto è squalificato. Vai. Alerek e Alamos, ok. Ragazzi, arrivo subito, un attimo in bagno. Un minuto, neanche un minuto arrivo. Fare in culo.
Vai ragazzi, andiamo. Sono veramente incazzato nero. Sono incazzato nero. Vai. Un caloroso Ciao benvenuto a Diablo, tutti. fai Ci bene, siamo però una quasi. sconfitta I in giocatori Europa dovrebbero League uscire è dal andata tunnel degli immeritata spogliatoi da un momento 2-0, all'altro. 3-2. C'è anche Oggi si Gervasi. affrontano Venezia e Milan. Ciao Siamo Gervasino, prontissimi per ti vogliamo iniziare di più questa però telecronaca. Gervasino. Un saluto da Fabio E Caressa e Luca adesso Marchegiani. Ciao Fabio, e un cerchiamo di saluto a chi giocare ci segue da bene casa. La partita di oggi si e preannuncia dopo andiamo al interessante. Penzo a distruggerli. Speriamo che sia all'altezza delle attese. Peccato in offside da guardaline. Il fuorigioco. Ragazzi, le interviste post partita ci Lancio pensiamo lungo del dopo. portiere. Michelotto, il Bode. Ecco Api, ciao Api, grazie, ma non meritiamo assolutamente questi 2 Portate euro. del genere possono essere Chi vuole può pericolose raccontare la anche da quella vergognosa distanza. partita all'intervista Non di stavolta, però. Tognin, è bella. È la cosa più bella di questo Questi per inizio loro sono live. segnali importanti su La cui cosa più devono brutta era il da costruire l'andamento 2-0, della gara. 3-2 nell'andata dei quarti di C'è Europa League. retropassaggio. No, Per chi può segnare? attenzione, gol. Bonaventura. Bel pallone filtrante, non è riuscito però a concretizzare. Bonaventura ha messo Ciao la Api, palla perché nello l'Arcangelo spazio, si presenta cogliendo così tutti ad di Api. sorpresa. Questo è il Avrebbe davvero vicepresidente. meritato miglior fortuna. Non pensare più a Prova giocare, per però. alla tre quarti. Il Venezia non ha mai perso in casa nelle ultime 5 partite. Raccontate bene ad Api, al nostro Ottima presidente. pressione la sua. Raccontate. Palla recuperata. Pallone morbido verso la fascia. Occhio al traversone. Ancora dentro. Passaggio sbagliante, ora deve segnare. Grande Charmi. Grande parata dell'estremo difensore. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Sì, presidente, da 2-0 per noi, 3-2 Nizza, a Nizza per fortuna, l'unica cosa positiva, con arbitraggio scandaloso, espulsione di Michelotto e punizione inesistente che ha creato il gol di Cyprien. È davvero una bella serie di passaggi questa. Il Venezia ha una difesa molto solida che negli ultimi tempi non si è quasi mai fatta superare. Vai Api, bravo. Dai Gigi. Il maestro. Sulla destra. E intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Dai, speriamo bene che questa partita è veramente un fastidioso intermezzo, sinceramente. Charmi. Bravo Api. Presidente per il Bode, il Bode se ne va. Il Bode se ne va. Bonucci. Sì, fa simpaticone Caressa. Tocco morbido. Vai Bode, cerchiamo di vincere anche con le riserve. O pseudo riserve, Prova comunque il filtrante. giocatori che magari giocano un po' meno insieme. Il maestro, vabbè, va bene così. E sarà una semplice rimessa battuta dal portiere. La mette sulla sinistra. Prova la giocata nello spazio. Vai Bode. Sta aspettando che i compagni Il Bode, molto bene per Alamos. Pallone intercettato. Alamos non ce la fa. Davvero provvidenziale. Queste situazioni Partita in cui c'è collosissima, superiorità partita numerica vanno sfruttate collosissima. decisamente meglio. Gigi Palla. Gigi Palla prova il tiro della disperazione. Mamma mia, non era neanche brutto. Neanche brutto il tiro di Gigi. Tocco morbido. Ottimo intervento. No, Alamos la regala, bravo Charmi. Gigi Palla. Fallo su Gigi. Mincarelli. Vuole la profondità. Occhio ragazzi, Michelotto. Fallo. Calcio di Questo è punizione. fallo, sì. L'arbitro gli si avvicina, può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Bravo Api, bravo presidente, bravo presidente. Stiamo divagando un po' troppo oggi, non mi piace. Colpisce il pallone.
L'intervista pre-partita non la faccio più, si deve destabilizzare. Scivola via oltre la linea, sarà rimessa dal fondo. Non le faccio più le interviste, si devono destabilizzare l'ambiente. Dai Fioi, dai, cerchiamo di vincere che c'è la Champions League, siamo messi benissimo per la qualificazione, però non si sa mai. Mencarelli, il geometra, il Duca, peccato. Perfetta la parata. Beh, qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Calabria, Darkstar, cerca di pescare il magnifico. compagno là davanti. Apicella, sovrasta tutti. Michelotto, Michelotto sbaglia il passaggio, ma non è certo nelle sue corde il passaggio in profondità. Vuole la profondità. Dormita generale Silva. Ma ci pensa Api. Mamma mia, sì e no. Primo tempo che finisce qui. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo Ok, interviste post partita che Tognin la voleva perché non può stare fino a tardi. E che così il risultato. Dai ragazzi, sono presidente, si incazza anche il vice. Iniziano i secondi 45 minuti. Bonucci. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a Michelotto. prendere qualche rischio per vincere la partita. E lo Vai raga, il Bode se ne va, splendidamente splendido. Arma letale Bode. Lo dà il geometra, entra in area il geometra. Peccato. Gigi Palla, Tango non ce la fa. Appoggia il pallone largo con eleganza. Ci mette il Apicella, fisico e conquista Maurizio. il pallone. Prova il filtrante. Apicella non ci arriva, Simao. E passa. Grizzly recupera. Gigi Palla la distende bene per il maestro. Canistra. Bruttissimo fallo. Palla la dà geometra. Il geometra. Palla chiaramente non ci arriva. Nessuno dei compagni Alamos vede il geometra, la ributta in mezzo, sbagliata. Michelotto la recupera bene per Alerek. Ancora tutti non hanno soprannome comunque. Ma insomma, questo ci penserò, finirò i soprannomi alla prima vittoria. Prova la giocata nello spazio. Occhio, bruttissimo, Apicella non ci arriva, Api non ci arriva, Susetto, grande Charmi. Ciao Ale. Ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone, ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Dai, svegliamoci. Adesso Fabio c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì Luca, l'ho notato anch'io, è vero. Dai, svegliamoci. Grizzly. Ancora Grizzly. No, Alerek, ai, Susetto, ancora Charmi. È riuscito a passare. Note Ale, bella intervista. Ha provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Il Milan ha fornito una prestazione maiuscola nella scorsa partita, soprattutto grazie Api di testa non ci arriva gol. Un gol importantissimo. È arrivata finalmente la giocata che spezza l'equilibrio. La difesa era ben schierata, ma è riuscito comunque a trovare lo spazio e a non ci siamo ragazzi, pretendo che ci svegliamo, perché se falliamo proprio a fine di tutto mi girano veramente i coglioni. Ma lui si è liberato di prepotenza. Gran gol. Il Milan si porta in vantaggio 1-0. L'allenatore ora si trova di fronte a una scelta molto importante: se continuare così oppure Veneziano, deve entrare 87 il Cume. Certo, se vuole agire lo deve fare nei entra prossimi Terence. Il problema è proviamo a tenere palla. Raga sveglia, per piacere, che quando cominciamo i momenti negativi ce li portiamo dietro. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Cerca l'uomo là davanti. Occhio. Ecco Suso. Occhio. Passa. Prova la giocata nello spazio. Siamo stanchi, raga, siamo stanchi. Michelotto recupera bene e la dà Gigi Palla. Dai Tango, svegliati cazzo, Tango. Tango per Mencarelli. Ha spazio sulla fascia. Il geometra. Tango! Colpisce di No, testa. Tango. Contropiede troppo lento. Non ha agito non la mette mai Tango. Ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. Dai Terence, cambiala tu. Cambiala tu Terence, qualche critica per Terence, comunque inaccettabile per un giocatore del suo livello. Vuole la profondità. Attenzione Rodriguez. Cerca il cross in mezzo. E c'è la rete! Gol del Milan, 2-0. Non potevano trovare gol in un momento migliore. Un grande colpo di testa in tuffo. Sì, si è tuffato con il tempo giusto. Davvero un bel gol. Vedo movimento a bordo campo.
Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. Sostituzione 2-0 al Penzo. Sembrava Non un molto bel modo di stanco, affrontare meglio far l'inizio, entrare un eh? giocatore fresco. 2-0 dunque. Sull'1-0 la partita era apertissima, ora possono permettersi di controllarla. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. Api. Ci mette il fisico. Alerec, e dai conquista il Fioi, pallone. dai veneziano. Siamo tornati Sembra che pesantemente l'allenatore sulla abbia terra scelto dopo la marcatura l'ultima uomo. Difensore live. non molla mai, non gli Veneziano. concede respiro. Gravità 0 per Purtroppo è Terence. così, i Terence giocatori vuole più riscattarsi. creativi Terence. vengono Ah, sempre presi in peccato. mira. Ai miei tempi non avevano vita facile, ma anche oggi la situazione è complicata per loro. Devono fare molta attenzione. Heyman prova le sue scodellate, le sue perle. Può contare su giocatori molto Veneziano, abili gol. nel gioco No, aereo. non ci credo. Ottimo Non ci disimpegno, credo. spazza via. Alerec. Ottimo intervento di copertura. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche Bravo in questa Daniel, bel occasione recupero. dimostra che Gravità è un attaccante zero. davvero completo. Terence. Heyman. Heyman per palla. Imbottigliati dal Milan. Imbottigliati dal Milan. Prova la giocata nello spazio. Ancora Ha la possibilità Silva, di andare Silva. verso la porta. Meno male che è un Guadagna metri. coglionazzo. La Picella. Brutto passaggio anche del presidente. Heyman. Prova Malissimo filtrante. ragazzi, malissimo. La mette sulla fascia. Alerec. Heyman. Cerca spazio. Attenzione, attenzione, E Suso, trova Suso, bene il Suso. compagno. Non li Partita. fermiamo, non li fermiamo. Perdiamo C'è il 2-0. boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Gara che si chiude con un risultato negativo. Ciao Marco L'allenatore 01. Non possa essere molto contento della prova della Ragazzi, squadra. brutta sconfitta. Ci avviciniamo all'Europa League nella maniera peggiore possibile. Il pressing della squadra avversaria. Vediamo la classifica, ci vede ancora terzi, proprio col Milan. Vabbè, comunque siamo ancora abbastanza solidi per fortuna. Però passaggio 63 veneziano. Raga, adesso voglio la squadra unita come mai. Dobbiamo fare un'altra impresa. Michelotto chiaramente squalificato, la squadra in forma. Giangrosso ce lo portiamo. Qua andiamo con Veneziano Bodi, gemelli del gol. Giangrosso lo metto, però ha fatto bene. Però Gervasi è completamente in forma a livello di stanchezza, no? Andiamo sul sicuro qua. Scusa Grizzly, ma andiamo sul sicuro. Torna Pintus, assolutamente. E niente, va bene così. Notte Gigi. Tensione alle stelle, ecco lo striscione del Venezia. Noi ci crediamo. Venezia inizia il match che può. Sì, vabbè, ciao. Inizia il match. Tutti uniti, tutti uniti. Agi. Subito per il Bo. Il Venezia all'andata ha subito una sconfitta in trasferta e se oggi non riuscirà a ribaltare il risultato sarà fuori dal torneo. Stai zitto. Concentrazione ai massimi. Passaggio in avanti. Concentrazione ai massimi, ragazzi. Questa è la più scarsa delle tre francesi trovate e l'impresa col Marsiglia è stata molto più incredibile e anche con Lione epica. Il pallone Non può fermarsi qua il sogno. Palla in profondità sulla fascia. C'è fallo. Per l'arbitro non è rigore, calcio di punizione dal limite. Non ho parole, non ho parole. Bravo Mito. Vai Mitone, il rumeno. Pole Mangai. C'è la palla lunga in avanti. Inizia sembra giocare un po' in difesa. Ripartire in contropiede Api. Alexandro. Vai Bode, il Bode. Il Bode, arma letale, arma letale. Peccato. Opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Lungo passaggio in avanti. Alexandro.
Veneziano per Alexandro, il rumeno entra in area, il Bode lo blocca, non ci credo. Allontana il pallone. Pintus. Alex, vai. La tua gemma, il Bode non ci arriva. Non è l'inizio di Marsiglia. Non è l'inizio di Marsiglia. Sarà rimessa laterale. Ma ne basta uno. Tutti insieme, attenzione, Terence. Alex, oh, il rumeno, madonna, il rumeno, bellissimo tiro. Sì, il Bode ha cominciato malissimo. Pintus. Agi. Prova la giocata Oh, attenzione, Piccera non ci arriva, perché non ci arriva, amore mio? Se ne va. Dio Cristo, no, è solo qualcuno, Terence di testa, la svetta Terence, Heyman. Prova a saltare il centrocampo. La squadra è un po' tesa, si sente, la squadra è tesa, sa che la posta in palio è altissima adesso. Il Bode prova a lanciare subito gravità zero, la ridà d'arma letale, il Bode prova il cross, Terence! Heyman, il rumeno, sembra ispirato oggi il rumeno. Poi viene fermato, ma era difficilissima. No, Gervasi la sbaglia, non dobbiamo prenderlo assolutamente. Sidoti. Mito. Allontana la palla. 25esimo il Bode. Dio santo, dai ragazzi, dai. Heyman recupera per un secondo. Gervasi. Terence. La butta in mezzo. Gravità zero, serve il miglior Cume. Vai Cume, il Cume prova a darla al rumeno, che il rumeno ci arriva. Peccato che sfiga. Heyman non ce la fa. Pintus, Nasdaq la recupera. Veneziano prova a lanciare Agi, ma ancora Veneziano sbaglia il passaggio. Porca troia. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Agi di cuore. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Veneziano recupera. Bellissimo per il Bode meraviglioso per Terence. Terence! Salvati dal palo. Palo scandaloso di Terence. No, Rigo, tutto contro di noi. Tutto contro di noi. Terence ha fatto un tiro micidiale, ce l'ha già riscattato. Palo scandaloso. Non ce ne va dritta uno in sto quarto. Non ce ne va dritta uno in sto quarto. Non ce ne va dritta una. L'uomo là davanti. Terence, tiro strepitoso, dopo rigore clamoroso, incredibile, Terence, Veneziano ti prego, no, come no, un bolso di Ochevolus. Ha colpito molto bene il pallone qui. Devono fare molta attenzione sui calci piazzati, questa squadra può contare su giocatori qualcuno molto dei nostri nel gioco aereo. E il portiere c'è. Non ci credo, parata su Zincaro, non vuole entrare. Cosa ha fatto Zincaro? Heyman ancora. Non ci voglio credere, è qualcosa di inaudito. Pintus, no, erroraccio osceno di Pintus. Buttalo giù, no, Gervasi di classe. Per Heyman, per il Bode. Agi fa un numero strepitoso. Peccato, va bene. Heyman ancora, deve pennellarle tutte. Heyman, il primo tempo sta finendo. Terence lo vuole tanto sto gol, si vede che Terence lo vuole fare dopo le piccole critiche dell'andata, immeritate comunque. Terence per il Bode. E trova il compagno. Mamma mia, il primo tempo è andato. Il primo tempo è andato il Bode, lo levo, però il Bode non è in forma oggi. Finora non hanno dimostrato di 45 minuti dal sogno, 45 minuti dalla beffa più atroce che potevamo subire. Nessun gol ancora, 0-0. Vedremo se arriveranno. Presidente, dai. Ti prego, cazzo, ti prego. Sarebbe ingiusto uscire. Inizia il secondo tempo. Dopo l'intervallo sono come eravamo sicuro che le partiti squadre con un saranno Eurogol del disposte Cume e un a prendere Eurogol di qualche rischio Franco. per vincere la partita. Heyman, lo spettacolo migliorerà. sente da fare sti bastardi. Prova il filtrante. Attenzione, no, se lo prendiamo è finita, no. Devi approfittarne. Mito, ci dà ancora una speranza, best save assolutamente. Se la vinciamo è merito anche di Mito. Questo era gol, Fioi, questo era gol.
Francone la sbaglia. Effettua un cross da Mamma tre mia, quarti. Mito, ci tiene a galla, Mito. Subisce fallo, guadagna Ci tiene a calcio di galla Mito, non è punizione. fallo neanche questo, è incredibile questa partita. E l'arbitro gli fa capire che Mito da qui ci in tiene a avanti galla, non un gol si faranno sicuro. più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il Mito, cartellino. bravo Mito L'arbitro ci l'ha tiene a avvisato, galla. ora non può A più galla Mito. permettersi di fare falli azzardati Dai, il se cacciatore non delle vuole beccarsi stelle. un cartellino. Deve fare molta Zincaro. attenzione. Eyman, serve il Bella miglior rete di veneziano passaggio. però. Francone Passaggio prova sulla a destra. cambia gioco per Agi. Sono alla ricerca Bravissimo di oggi che uno aspetta la spunto sola per posizione di calmare Pintus. l'avversario. No, Pintus, se Pallone l'ha in allungata aria. Pintus. Francone. Terence lo vuole il C'erano gol, Terence diversi lo vedo che lo compagni vuole. pronti là davanti, Ma basta il che segni cross però è qualcuno, stato anche un autogol di preciso. merda. 57esimo. Stanno mantenendo il possesso della palla nella zona centrale del campo. Incredibile. Servirebbe a questo punto un passaggio Pazzesco. filtrante. Cerca di Terence mettere un pallone Terence interessante nervoso. in aria. Cerca spazio. E c'è La un bel Piccella, pallone dai in Presidente, avanti. abbiamo bisogno anche di te Presidente. Il Presidente di cuore ma è loro. Il Presidente di cuore ma è Pallone out, loro. ci sarà rimessa laterale. Incredibile, quel palo di Terence segna come presagio non bello. E dopo il miracolo sul Zincaro. Gervasi, no, Gervasi la liscia. Sidoti, miracolo anche di Sidoti. Sidoti, Palla al piede. Sidoti, Concord Sidoti. Sidoti per Terence, l'uomo che più di tutti la vuole questa semifinale. Terence per Concord Sidoti. Occasione. Sidoti calma. Riceve in Francone. ottima posizione. Sì, è gol! È un momento chiave perché con questa rete sono tornati in vantaggio nelle due partite. Che gol! Mica male, davvero mica male. Sono 4 per lui in questa competizione. No. Cosa ha fatto Concord Sidoti? Grande Francone nella realizzazione. Ma Concord Sidoti ha fatto un'azione cost to cost da Bess Astis. Non so neanche a parlare, ragazzi, scusate. Sidoti, grandissimo Sidoti, lancia Veneziano. Veneziano non è la miglior forma oggi, strano. Eyman, ti prego, non me la sbagliare. No, Arcangelo no, porta sfiga, Arcano. Agi, Arcano. Tutto fermo, offside. Ma porco due. Arcano. Attenzione a bordo campo. Arcano. Mi sembra ci sia una sostituzione. La prima Arcano. sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. 71esimo. Veneziano non c'è tanto. Stanco Agi, entra l'uomo di Coppa Canistra. E l'ultimo cambio è Giangrosso per Gervasi. E speriamo. Prova il filtrante. No, Gervasi, Con grazie, un salvami ottimo Gervasi, intervento salvami. Pallone morbido verso la fascia. Gravità, prendi la gravità 0, ottimo stop di gravità 0. Bravissimo, gravità 0, aspetta Pintus, Francone. Difesa se la cava con grande Giuro che mestiere. se succede, ma non succede, ma se succede faccio un monumento a Sidoti Francone. Si riparte con un fallo laterale. Che acquisto Francone. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. No, non voglio chiudermi Presidente, diamo un brutto segno se effettiamo il mediano in più. Diamo un brutto segno. Tocco prudente al portiere. 78esimo, manca una vita. Passaggio in avanti. Vuole la profondità. No. Con ogni mezzo ragazzi, con ogni mezzo. Prova la giocata nello spazio. Apicella, no Api! Mamma mia. No, passaggio di merda ma è fuori. Idea buona, precisione no. Ha visto una chiara opportunità, ma ci vuole ben altro per segnare da quella posizione. E No! passa. Il joystick non mi va! Mamma mia. Provvidenziale l'intervento Si era del staccato il portiere. joystick, Bravo scusate, il aspetta un portiere, attimo. ma grave l'errore dell'attaccante, ha sciupato un'occasione grandissima. Tutte contro. Manca poco tempo e poi potranno festeggiare Tutte l'accesso contro. alla semifinale. Tutte contro. Allarga sulla fascia. Vai Alexandro. Bel gesto tecnico. Pintus. Ecco il Pintus. Aveva tanti Francone la compagni liscia. all'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross, non è stato No, preciso. adesso me ne vado. cross. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale. Anzi, No!
C'è il fischio dell'arbitro e fallo. 2 minuti. No, l'ha lisciata! Madonna, chi l'ha lisciata? No, chi l'ha lasciata? No, Mitos in cazzo, ha ragione. Chi cazzo l'ha lisciata qua? Molto vicino, un tiro ottimo. Mamma mia, Giangrosso, porca di quella puttana. Giangrosso, Dio Cristo. Giangrosso, Dio Cristo, Giangrosso. La vittoria nelle loro mani, aspettano solo il fischio dell'arbitro. Giangrosso, no, ste robe, Giangrosso. Pintus. L'arbitro controlla il cronometro. E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. E comprende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Bella palla, ad allargare il gioco. Alexandro, semifinale, grazie, grazie. Sidoti ce l'ha data. Sidoti e Francone. Non ci credo, 1-0. Nella ripresa sono riusciti a cambiare ritmo e trovare la stoccata vincente. Mamma mia, ecco il pazzo, il presidente pazzo. Ho mal di testa, ragazzi. Ho mal di testa. Siamo in semifinale, incredibile. Incredibile. Sidoti Francone. Dovete scrivere Sidoti se non c'è. No, polemiche adesso no. Chi fa polemiche adesso lo vendo. No, Barocco, cosa c'è? Io comunque non sono d'accordo su questo di Francone. Non è facile così. Già siamo in Europa la prima stagione in A. Quindi poco si... No, Rocco, non posso. Neanche lo leggo sto messaggio. Neanche lo leggo sto messaggio. Qua non c'è cosa, non è possibile. Siamo in A perché stiamo giocando bene. No, Rocco, non posso leggere queste cose, non posso leggerle. Francone non ha grandi parametri. Non ha grandi parametri. Semifinali col Tottenham, porca puttana, la più dura, ma non voglio neanche... Grazie, Arcangelo, queste cose non si leggono. Non si leggono queste cose. Queste cose no, cazzo. Screenshot per Gervasi. No, queste cose no. Sai che ti stimo, Rocco, ma queste cose no. Adesso è un'impresa disperata, però il nostro obiettivo che il presidente ci ha dato, semifinali, raggiunto. Adesso cosa c'è? Barocco, dopo ne parleremo. Dopo, se in post partita voglio se può Sidoti e Francone. Mamma mia, cosa sta succedendo? Apicella morto. Panchina per Api, benissimo. Cerchiamo di chiudere la Champions e poi tutte riserve. Mettiamo il Bode, Alexandro, vediamo un po' di riposo, mettiamo Mencarelli, anche Terence e basta, però mettiamo il Duca, che tanto il Duca è una garanzia, anche il Mega, tutti giocano bene. No, non posso simularla questa, no, se no allora sì che diventa tutto sbagliato. Quella l'abbiamo simulata così, ma questa no. Se abbiamo una matematica qualificazione in Champions, sì. Benvenuti a tutti i telespettatori che assisteranno a questo incontro. Ci siamo quasi. Ok, Francone, sarai il prossimo. Vabbè. Il Venezia, il Frosinone... No, ragazzi, non si simula finché non c'è la matematica, se no perdiamo tutto. Non siamo più lo zoccolo duro, siamo una merda. Diventiamo... No, Bencarelli rotto, ma porca di quella zoccola. Gli si avvicina e può starci il cartellino che infatti arriva. Giallo. A quanto pare lo scontro di porta sfiga se simuliamo, ragazzi. Sembra infortunato. Bravo Eyman. Zincaro. La chiudiamo noi, non serve simulare. Cos'è? Non c'è la fiducia nella squadra, non si simula un cazzo, Zincaro. Siamo passati, sì, siamo qualificati. Sarà rimessa con le mani. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Ok, da domani Sidoti Francone. Adesso cerchiamo di chiudere sta cazzo di Champions.
Ma qua non c'è cosa, abbiamo fatto un'impresa a fare l'Europa e queste cose qua. I parametri delle squadre sono saliti perché abbiamo un cuore grande. Pallone in aria. Ci prova di testa. Peccato Duca, bravo. È mancata un po' di precisione. Adesso però concentrazione. Ciao Antonio, bravo, grande Carra. Comunque ragazzi, concentrazione perché vi ricordo che siamo in finale di Team Caz, semifinale dell'Europa League affascinante col Tottenham e possibilità di qualificazione diretta alla UEFA Champions League. Quindi svegliamoci, grazie. La mette sulla fascia. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Bravissimo Eyman, bravissimo, mi piace lo spirito. Oggi Eyman è partito veramente a bomba. Eyman in profondità sulla fascia. Vai Eyman, si doti. Ha fatto una cosa quasi impossibile il Menka, zincare la presa di Chopin, peccato. La difesa riesce a cavarsela in questa occasione. Giangrosso, veneziano. E ora deve concludere. Veneziano, no, se la allunga il Cume, peccato. Ragazzi, non pensiamo ad altri discorsi. Tanto il presidente ha fatto un bonus, lo ringrazio sempre il presidente, tutti, il vice, Dark, tutti. Rocco, non ho capito bene cosa ha detto Rocco, non puoi destabilizzarmi l'ambiente adesso, Rocco, c'è un errore imperdonabile. E c'è un bel pallone in avanti. Capisco che soffri Francone è arrivato, spacca i culi. Francone spacca i culi, ragazzi, con dei parametri tutto fuorché Chelsea. Mencarelli, chiudiamola per piacere. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ok, grazie presidente, però bisogna assolutamente vincerla questa in casa col Frosi. Peccato. C'è la palla lunga in avanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ma non abbiamo Rocco, ma quando il computer? Abbiamo simulato una partita di campionato una sola perché volevamo fare la partita, basta, non c'è il computer. Non c'è niente, gli acquisti di gennaio si possono fare benissimo, non sono mai stati esclusi. E i più forti che abbiamo come parametri, lo sai meglio di me che conta fino a un certo punto. Sono polemiche che non hanno senso. A sto punto è che Rocco deve andare a letto, ma se no vorrei veramente chiamare Rocco in cosa, perché in un momento così pensare a se stronzate no. Il Venezia ringrazia e certo gli avversari hanno fatto tutto da soli. Si dispera e ne ha tutti i motivi. Ha commesso Gli acquisti di gennaio sono tranquilli, cioè non c'è uno statuto che impone che si acquista solo a luglio. Prova il filtrante. E intanto stiamo giocando di merda. Eyman. Ottimo disimpegno, la spazza via. Polemiche che ne parleremo a fine stagione, ragazzi. Prova la giocata nello spazio. Alamos. E passa. Più difficoltà. Intanto non abbiamo ancora vinto niente al terzo anno. Non abbiamo neanche vinto il campionato di Serie B. E in campionato siamo a meno 20 punti, anche di più. Sembra aver raggiunto ormai la maturità. Perché abbiamo fatto un'impresa col Marsiglia e là quello ci ha gasato in coppa. E che le sue prestazioni migliorano. Ma finché non vinciamo il mondiale con tutta la rosa. Ha preso anche lui fiducia nelle proprie possibilità e sa di poter avere un ruolo da protagonista in questo sport. Bravo Terence. Infatti stava facendo schifo, sono anch'io distratto, anche il mister è distratto. Prova con la palla filtrante. Qua deve intervenire anche il presidente, però un po' in maniera perentoria, cazzo. Però è stato impreciso. Cerca la profondità sulla fascia. Se no Rocco si fa un altro anno in prestito. Per tirare. Tiro lento, non può creare problemi al portiere. Primo tempo che finisce qui. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Si parte per la seconda frazione di gioco. Il Venezia concentrazione ragazzi, perché sarebbe importante con questa vittoria quasi la chiudiamo la Champions. Se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la... Eyman è marcatissimo ormai. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza di Gervasi, il campionato si è un po' mollato, chiaramente l'Europa è più affascinante, lo sappiamo, però non andare in Champions sarebbe un delitto scandaloso. Zincaro
Cerca Il la Duca, rete. un tiro bruttino del Duca. Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. Sono usciti dagli spogliatoi molto più agguerriti. Possiamo aspettarci un gran secondo tempo. Anche Mencarelli, poi non capisco proprio questa cosa, sinceramente. Non la capisco proprio, cioè, non la comprendo. Cioè, abbiamo preso un giocatore potente, lentissimo, con dei parametri che è partito con 82, quindi c'è. Che dopo Sarà comunque sbaglio. rimessa in gioco con le mani. Ah, proprio adesso no, però, cazzo. Ah, no, che merda, così non capisco queste robe, non le Prova a capisco. scavalcare il centrocampo con il passaggio. Eravamo senza attaccanti, 0 attaccanti. Il Frosinone non ha Bode. fatto bene nell'ultimo turno. Mencarelli. E finire sul banco degli imputati è stato Dai, Geometra, pensa a pennellare, Io credo non che le a, critiche non che a, sono state rivolte a all'allenatore polemiche che siano non hanno senso. fondamentalmente giuste. L'impostazione che ha dato la difesa ha lasciato la squadra scoperta per lunghi tratti della partita e soprattutto non è stato capace di cambiare la sua tattica in corsa. Occhio, Guadagna metri. occhio. Vuole la profondità. Traversone verso il centro. No, bravo Zinca. Queste situazioni in cui Eyman. c'è superiorità numerica vanno A sfruttate Mencarelli. decisamente meglio. Al Bode, Prova a ancora il passare la Menca. difesa scavalcandola col pallone profondo. Dai Menca, mettila in mezzo Geometra. Ah, peccato. Era lanciato in porta ma la difesa ha chiuso bene. Sembra esserci un cambio. Vedo già un giocatore pronto a entrare qui a bordo campo. Prova a verticalizzare. Dai raga, Daniel. Dai Duca, Intercetta e peccato. sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Giangrosso. Prova il traversone. Eyman. Mencarelli, vai Menca, vai Geometra. Tocca La metti in verso il mezzo, centro. non c'è Brutto, nessuno. brutto questo traversone, non sfrutta proprio il movimento dei compagni. Poteva essere un contropiede interessante questo. Palla lunga a Peccato. cercare il compagno. Meno male che le vinciamo tutte. L'azione si stava facendo pericolosa. 0-0 in casa col Frosinone. Sottesimo e Gervasi la sbaglia, madonna di quella vacca. È tutto solo là davanti. Vai. Dai raga, carica. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per Però non veramente sbilanciarsi. mi sembra tutto perché Fallo è anche facile. che piuttosto si fa. evidente per la verità. Dai raga, dai. Occhio. Michelotto. Adesso forse Eyman. c'è molto movimento sugli esterni. Eh sì, Luca. Bode, vai Bode, vai Bode, Credo vai che stiano Bode. provando ad allargare gli spazi Mamma per mia favorire Francone, gli mamma inserimenti mia al centro, Francone. o per cercare di mettere palloni pericolosi in mezzo. Grazie Gabriel, ci toccavi i baroni, ma grazie, ma è solo l'inizio se vinciamo l'Europa League. Palla in avanti verso il È un compagno. sogno più che cioè è un sogno. Tocco morbido. E intercetta opportunamente, Terence. visto che l'azione era pericolosa. Eyman Gai Cerca spazio. per Francone. Bella apertura. Francone. Ah. Gai. Mettila in mezzo bene, piccolo Gai. Ah. Vai Giangrosso. Occhio ragazzi, occhio a Palla Volpe, larga Volpe in per profondità. Paganini. Venezia non esiste, non esiste il Spazio sulla Venezia. fascia. La mette al centro. Venezia non Prova in pervenuto, testa. Venezia non pervenuto. Non è riuscito a metterla dentro. Sì, Api, sì. Ha staccato e preso bene il tempo sul pallone. Ottimo tentativo. Vara, no, eroraccio. Attenzione al tiro. Mamma Adesso mia. entrambe le squadre devono fare molta attenzione a non scoprirsi, mantenere i nervi saldi, Gai. pronti a sfruttare la minima Siamo occasione. un'altra squadra in campionato, è Appoggia pazzesco. il In Champions, pallone in Europa ci largo, esaltiamo, Brianza. in campionato siamo messi veramente La difesa male. non si fa cogliere Veneziano, a livello di ultimi risultati. Sidoti, vai Sidoti, salvaci tu Sidoti. Sidoti, Terence e vaffanculo, ancora Sidoti, fenomenale. Proprio il momento E Terence, ideale per vara fare come il si vantaggio. sfoga Terence. Resta pochissimo tempo da giocare.
Guarda come si sfoga Terence dopo il gol, Non poteva sbagliare. dopo le piccole Si critiche. è inserito Vaffanculo. molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. E vaffanculo. E Madonna Sidoti si è preso Sono in vantaggio, veramente devono gestire in questi la fascia lunghissimi sinistra, minuti finali. Pallone alto e lungo sulla fascia. Concordo Ancora un Sidoti. ottimo intervento difensivo. Il Duca. E al 90esimo gol pesantissimo il Bode. Francone. Riceve in ottima posizione. Francone per il Trova Bode. compagno in ottima posizione. Il Bode non è in un gran intervento, momento. Fuori tempo, calcio di punizione. Brutto Effetto l'intervento, Serra. adesso inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Il Frosinone ha Eyman. adesso 2 giocatori ammoniti in questa. Eyman. Peccato, cazzo. Terence entra e segna. Intervento a liberare. Gervasi, Michelotto. Ancora bravo Prova a Michelotto. giocarla dentro dalla Il distanza. Bode. Gervasi. Il Bode. Terence. Prova a Bellissimo passare Francone. la difesa, scavalcando il pallone Qua Francone ha provato Grande una parte deve cosa stare un po' difensore. difficile. 1-0, vittoria pesantissima, non molto meritata, ma comunque fondamentale. Questo è bastato a vincere la partita. Abbiamo assistito oggi a un capolavoro tattico. Grande Difesa Francone, alta, peccato il gol squadra molto mancato. corta. Vediamo se c'è matematica. Quante giornate abbiamo fatto? 28, 29, 34. Ne mancano 4, 12 punti in palio, 66, 57, 66. No, ne manca ancora. Mancano ancora 4 punti. Francone, se vuoi fare il figo, non è colpa mia. Juventus Venezia, 35esimo turno. Guarda come siamo cresciuti, è pazzesco la crescita. Anche perché non è che c'è un parametro dove poter crescere più velocemente. Siamo cresciuti in maniera disumana, cazzo. Mamma mia, il Bode proprio non c'è. Ok. Qua mettiamo Micro Machine. Ok. Pintus. Gli diamo un po' di riposo ad Eyman anche se è in forma. Vai. Vai raga. Un saluto a tutti. Cerchiamo di fare il primo tempo con un po' di titolari e poi vediamo di cambiare un po' perché non volevo prendere le bombe dalla Juve. Juventus e Venezia. Fabio Caressa e Luca Marchegiani. Pensiamo adesso, pensiamo che vedo distrazione ragazzi, proprio nel momento clou no, cazzo. Sidoti, Douglas Costa. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Gonzalo Higuaín è uno dei centravanti più completi al mondo in questo momento. Forte, Vai veloce, Terence, prendila, no, non ce la quasi fa. letale nel suo modo di giocare. La sua grande velocità inoltre gli consente di superare qualsiasi Micro. difensore e lo rende molto pericoloso anche in contropiede. Attenzione Francone, Cercherà sicuramente Francone di la far dà a comparire il Terence. suo nome sul tabellone Terence subito in marcatore. mezzo, Veneziano. Bella Ah, apertura. peccato. Spazza via. Uh. Contropiede troppo. Fuori di lento. poco. Ha lasciato alla difesa troppo tempo per sistemarsi. Alla fine è stato costretto a una conclusione affrettata. Sì, Paul, è vero. E fa su il rinvio Dai degli Fioi, avversari. Veneziano. Vai Alexandro. Scodella il cross. Difficile Micro. arrivare su un traversone Fua. del genere. Dai, che siamo forti, Veneziano. E passa. Cerca la Veneziano per profondità. Alexandro. Sulla fascia. Alexandro vuole pennellarla. Al centro dell'area. Mamma, si trova questo Bella Terence. l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Mamma mia, raga, mamma mia. Stiamo tutti pensando un po' alla Coppa, me compreso, lo ammetto, ma Poi si cerchiamo di perdono fare gli ultimi metri. È già il almeno un terzo tiro punto che qua. sbagliano. Basta un punticino, poi altri 3 li facciamo in 3 giornate, spero.
E poi comunque il Milan deve vincere tutte. Lungo passaggio in avanti. Tocco morbido. Occhio, Higuain, il Gonzalo, bravo Mito. Il Venezia non si fa intimorire quando gioca lontano dal proprio stadio, infatti non perde in trasferta da 5 partite. Occhio. Ah, peccato. Douglas Costa, che l'allenatore farà scendere in campo dal primo minuto dopo diverse partite. Dai ragazzi, dai. Lugani la gioca in Ok. profondità. Micro. Alexandro. Trova la giocata nello spazio. Bellissimo, madonna Alexandro, fuori gioco, ma grande Peccato assist. in offside da guardalinee. La Juventus sa di aver corso un grande rischio. Il Venezia poteva fare davvero male. Non ci si può permettere di Dai, regalare dai, la vai palla agli Api, avversari dai in Api, voglio il questo gol modo. dell'Api, quanto Sono lo stati meriterebbe fortunati Api, a anche cavarsi la Gervasi, Veneziano, il maestro, Chance per tirare. grande tiro del maestro, vedi comunque stiamo giocando, Alexandro effettua un traversone della tre quarti. il maestro ancora, bravo maestro, La Lana. E trova il compagno. Cannistra, bravo maestro, il maestro per gravità zero, Vuole la per profondità. Francone, Francone, Buffon riesce ad Francone ha allontanare. sentito le voci di Rocco, è stato un po' infastidito Si Francone libera la perché grande. lui ha fatto solo il suo, un giocatore Vediamo cosa giovane tenta. che viene qua per dare un contributo, fa grandi cose e lo Ci prova di testa. ecco, e questo è Sulla Francone, linea, gol! e questo è Francone, dà fastidio Francone, ma Francone è qualcosa di devastante, un Aveva giocatore già da capito parametri dove sarebbe finito il importanti nella potenza, ma da migliorare molto nella velocità e in tante altre cose, ma segna quasi sempre, timbra sempre il cartellino. Si riparte dall'1-0. Ora hanno in mano la Grandissimo partita, ma non gol. possono permettersi cali di concentrazione. Grande Francone, ci stiamo tenendo, sono calmo anch'io adesso, perché dopo arriva il Tottenham. Prova a verticalizzare. Grande Francone comunque, Costa. grandissimo gol di Francone. Arriva Higuain. Ottimo intervento di copertura. Cannistra, Cerca spazio. il maestro, che passaggio, ma ecco, sui passaggi così è uno dei più Deve grandi. tirare. Francone, mamma mia, voglio scusare che è È fuori veneziano. di un non nulla. Mamma mia, Francone. E poteva segnare anche stavolta. È decisamente un gran talento. Riesce Ecco a Alamos, un determinare altro da solo vicepresidente. l'esito di una partita. Veneziano, Prova il filtrante. Palla intercettata. peccato. La difesa riesce Dai, a spezzare l'azione. vincerla vuol dire Champions al 99.9, Vuole la però profondità. manca ancora tanto. Higuain prova a passare Eccola la là, difesa, Sandro. scavalcandola col pallone. Micro, gran salvataggio di Micro, bravo Micro. Bell'intervento, l'arbitro dice che non c'è fallo. Cannistra. Veneziano la dà. Questa palla non la c'è. No, Veneziano la riceve, non so chi me l'ha data. La Veneziano! Importantissima. Sembrano avere il totale controllo della gara. Io sto qui, mondo cazzo state. Grandissimo gol di Veneziano, 2-0, ma Fantastico, calma. questi due giocatori Non mi parlano la interessa. stessa lingua calcistica. Smarcamento Assist e di passaggio Francone. sono stati un'intesa perfetta. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante. Con Mamma due reti mia, di che scarto gol del possono Cume. anche permettersi di gestire la partita. Ma devi tenerteli anche per dopo, Kuma. Lugani effettua il lancio sulla Api. fascia. Sidoti. Passaggio in avanti. Concordo Sidoti. Francone. Attenzione Veneziano. Palla Veneziano larga vede in Alexandro. profondità. Alexandro peccato, Alexandro uscirà adesso Bella come palla turnover. ad allargare il gioco. Vai Alexandro, la gemma finale, la gemma finale. Mezzo. La gemma Serve finale, colpisce no di vabbè, testa. cioè la gemma di Alexandro, Non si fermano più, la ancora gemma di a Alexandro segno. e Veneziano, come sempre, sempre là, in agguato. 1-2 veramente da KO. Doppietta per il Cume, bello come il Colpo di sole. testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Questo è un colpo di testa da manuale. Sì, la Juve ha vinto l'andata, La combinazione ragazzi. perfetta e l'impatto con il pallone Boom del preciso. Cume su grandissimo Niente da assist fare di per Agi, che è veramente E il primo È tempo veramente finisce tornato Agi. qui. 3-0 alla fine del primo tempo. Per cui E che la Juve è già campione d'Italia, Vedremo quindi se sapranno finire secondo me il ci sta un po' secondo snobbato. Il Cume lo metto a riposo, però non mi interessa. Togliamo anche il rumeno e mettiamo Mencarelli. L'ultimo cambio sarà Terence per il Duca. Dai, facciamola subito. Sì, me l'avevi già campione però, attenzione.
Vai. Ecco Francone. che comincia la seconda Sulle ali di frazione. esaltazione Francone prova il tiro. Davvero nessun problema per il portiere. Sì, Vai, vale la pena Micro. provarci, anche se segnare da Che è lì in non è campo semplice. anche Microne. La Micro Juventus, Machine, al l'uomo, momento primo in detiene il record nazionale. dei gol realizzati nel torneo, può contare su un attacco formidabile. Attenzione Mencarelli, Higuain geometra, ha visto appena partire il entrato il pallone, si è geometra dal promosso volley che anche non posso bene, riscattarsi ma di poi non è riuscito a fare niente. un po' di partite sottotono. Ha la Francone, possibilità di andare verso la porta. Sidoti, Ottimo disimpegno, fondamentale. Micro, Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento. bravo in Gervasi. profondità. Lo spazio per il passaggio l'ha visto, giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Se ne va. Niente Bravo da fare, Api, grandissimo non passa. presidente. Riceve in ottima posizione. E Vai passa. Gerva, Micro. Higuain. Roba nostra, roba nostra. No, il Duca la perde, ma... no, non la perde. Mamma che tensione per la partita che c'è In dopo, questi mamma casi, mia. difendere con tanti uomini Microne. in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, orientativamente sì. Il rischio è Vai, che Micro. portando tanti Micro. uomini in area inevitabilmente scopri Canistra, altre zone Canistra. del campo. Tipo per esempio ti può capitare di tira un po' restare così, va scoperto bene. sulla tre quarti. Esatto, esatto. Se ti abbassi troppo lasci molti spazi. Partita che gli semplice, avversari però possono non sfruttare. Ad non esempio, fa per molto prendere la testo distanza. secondo me. La Juve sta giocando veramente già campione d'Italia. Il Venezia Per il arriva a terzo questa anno di partita fila, reduce raga, da una finirà vittoria sta Juve, bella, mamma ma mia. sofferta nell'ultimo turno. Lallana ci mette il fisico e conquista il pallone. Campione d'Europa anche in carica, cazzo. E del mondiale per club. Prova il filtrante. Occhio. Sulla fascia, è libero. La gioca bassa. Ma se penso a Rocco, era diventato il mio idolo, Palla in out, vittorioso della si era Champions rimesso a asiatica. Sembra È un esserci commento cambio. inaccettabile, l'ha Vedo già portato un di nuovo giocatore pronto a l'ha entrare portato nella nel fogna mondo con campo. Tognin. L'ha portato nella fogna con Tognin. Occhio Prova Marchisio. al volo. Bello. E il portiere dice di no. Splendida respinta. Hanno proprio bisogno dell'iniezione di fiducia che gli darebbe un gol. Il modo di testa. Lo cercano un po' da tutte Vai, le Canistra. distanze. Buon lancio. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Quadrado. Si libera la Occhio al grande. quadro, occhio al quadro. Vuole la profondità. Alexandro cerca Dai, la fondo sulla bravo sinistra. Pintus. Mencarelli. Alexandro ha tentato Francone. in tutti i modi di raggiungere il Vai pallone, Bode. ma non è riuscito Il ad Bode se ne va. approfittare Il Bode vuole un po' svegliarsi perché veramente c'è il torpore Ci mette in bodiano. piede e conquista il pallone. Ah. Contrasto irregolare, dunque calcio di Team punizione. Bertolucci. Bella La serie fogna di con passaggi. Tognin, no mi rifiuto. Alexandro Invece sì. riceve il Perché i passaggio. commenti si possono fare ma nel momento Pallone giusto. morbido verso la fascia. Prova il cross basso. Bravo Mito. La Juventus ha cercato l'azione No, manovata, è cominciato ma non queste sono robe, arrivati in vabbè, porta, 3-0, e alla siamo fine un po' è solo tranquilli. questo che conta. Il Duca. Appoggia il pallone largo con eleganza. Alexandro cerca spazio. Occhio. Higuain. Prova la giocata nello Occhio, spazio. vai Bode. E con occasioni di contropiede. Occhio, no! Bello Peccato, mi sei visto vedere il l'intervento, gol. dice che non è fallo. Altro gol di Francono del Poteva Bode, essere un dai. contropiede interessante questo. Micro. Peccato. Si allunga e trova la palla. Bravo Micro. La mette sulla fascia. Peccato, Quadrado fallo con il però. fallo. Poteva sicuramente essere ammonito, l'arbitro preferisce parlarci su. Come cagami. Non lo so se la finiamo, dipende. De Sciglio sbroglia la situazione. Intanto chiudiamo, perché con questa secondo me siamo in C'è la palla Champions. lunga in avanti. Vai. Daniel. E la difesa riesce Micro. ad allontanare. Bello, Idea bello. buona, precisione no. Hai ragione Terence. ...13 tiri a 2, un po' come l'andata beffarda contro il Nizza. Francone, Quadrado, palla in avanti verso 3 il comando. minuti, De Sciglio, 3 minuti. Alexandro, ottimo il fraseggio.
Vuole la profondità. E non ci può arrivare. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Alexandro. Occhio. Il traversone. Vabbè, gol della Juve, proprio stiamo completamente pensando ad altro. Benissimo di testa sul cross, peraltro preciso del compagno. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione, gran colpo Vai, di Bode. testa. Il Bode se ne va. Bernardeschi realizza la sua seconda rete in questa stagione. Finisce 3-1, molto bene. Penso che siamo in Champions quasi matematicamente. Api abbraccia Gervasi. La vittoria dopo una partita impeccabile. Niente clean sheet, va E bene. hanno mostrato spirito di squadra, mentalità e grande personalità. Buono, buono, buono. Veneziano MVP. Il Milan ha vinto, forse ancora no. 60-69. Non mi ricordo. Un punto, basta, un punto. Un punto, raga. Manca 1 point. E adesso. E adesso, per piacere, basta con i vaneggi. Sono un po' teso, raga. Vai. In fatalità non siamo nella miglior forma. Porca puttana. No, si doti così, no, però che cazzo. Porca miseria. Francone lo metto dopo. Vabbè. Vabbè. Raga, gustiamoci una qualcosa. Abbiamo creato qualcosa di incredibile. Benvenuti, siamo giunti dunque alle semifinali. White Hart Lane. Si parla poco in questa partita. Vai. La partita è iniziata. Luca, secondo Dai, te chi ragazzi. può fare la differenza oggi? Io credo Christian Subito Eriksen. fallo non fischiato a Michelotto, È uno di quei incredibile. giocatori da cui ti aspetti sempre qualcosa di magico quando ha la palla tra i piedi, perché lo può fare. Sempre la giochiamo la prima fuori Un po' comunque. ricorda Snyder Kane, quando era l'uragano Kane, Harry Kane, la me no, subito però. Per questa squadra. Supera la linea, gol! L'uragano punisce subito. Si scatena l'uragano. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad Vai. approfittarne. Era da prevedere, in Inghilterra sono mostruosi loro. Partenza, un ottimo inizio. In Inghilterra sono mostruosi loro. Christian Eriksen, bella apertura. Apicella. Michelotto. Alexandro. Ottima pressione la sua. Kane, l'uragano. La Mela cerca la profondità. Grande Alamos. Bandelea La perdiamo, ha tentato in grande tutti i modi Api. di raggiungere il pallone, Mamma ma mia, non è si stanno riuscito ad pressando come approfittare pazzi. dell'occasione. Mangai. Tocco morbido. La prima è sempre fuori, è in casa che facciamo tutto, ma non pensiamo a queste cose. Però stiamo soffrendo, Prova il traversone. E passa. Mamma mia, Kane, l'uragano non lo teniamo. Api, se ce la fa non lo teniamo. Non teniamo l'uragano. Christian Eriksen. 2-0 subito. Ci stanno asfaltando. Quando gli inglesi giocano in casa è così. Eriksen 2-0. L'uragano infermabile. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca distinto la volée e calcia con grande convinzione. Non possiamo mettere due mediani, cambiamo il nostro stile di gioco. Calma, perché se non pensiamo ai cazzo di Segna moduli. il suo quarto gol in questa competizione. 2-0 dunque. Michelotto. Un gol Michelotto, determinante, bravo Miche, con no, due reti di purtroppo no. scarto Fatalità non siamo in possono forma anche proprio in questo permettersi di momento. gestire la partita. L'uragano non li teniamo, ragazzi. Eriksen, Se ne va. Gervasi, Terence. C'è fallo. Ma dai a fare in culo, l'aveva già tolta da un mese. E Ma qui dai, dammi forse anche il rosso la magari, no? vediamo per adesso è solamente verbale. Dai.
Il fallo è stata la conseguenza di una situazione di estremo pericolo. La difesa era scoperta e bisognava provare... No, meno male che era a fermare facile, meno l'azione male in che siamo tranquilli, tutto Lamela! semplice. Quanta modo. sfiga abbiamo Se l'è portato, cavata Dio Cristo. stavolta, ma non devono concedere troppe punizioni da quella posizione. Va di testa! Mamma mia. E non trova la porta. da Dobbiamo solo fare un per gol, pochi ragazzi. No, non centimetri. molliamo niente, non molliamo niente, Cadabra. Qui il portiere Non tira molliamo davvero niente, non si sospiro molla un di cazzo. sollievo. 5 Sa tiri a bene 0, che però non ci dominio sarebbe mai Tottenham, arrivato. Napicella. Il È presidente. andato lontano dalla Errore rete. del presidente, È stanno evidente giocando che i compagni malissimo, si ragazzi, affidino tutti. sempre di più a lui. Agi. Questo è il classico uomo squadra. Agi. Prova a passare Veneziano. la difesa scavalcandola col pallone. Veneziano profondo. prova a lanciare il La Bode, mette questa è sulla buona, fascia. Bode, vai Bode! Colpisce. Non ci credo. Bella parata. Miracolo sul Bode, finalmente ci siamo anche noi, Palla Terence. verso il centro dell'area. Veneziano! Il pallone è dentro. Il cubo è pesante! Il cubo è pesante, 2-1. Il Grande colpo di Terence. testa, ha sfruttato bene il pallone del compagno. Veneziano vuole Ottimo vincere questo colpo l'MVP, di c'è testa, poco da fare. preciso ed efficace. La traiettoria che ha dato il pallone Grandissimo era perfetta, Veneziano. il portiere non ha potuto fare niente. Si ricomincia Siamo con ancora un vivi, solo gol di cazzo, scatto. siamo ancora vivi. Già pregustano la rimonta. Chissà Siamo se ancora ce la vivi. faranno. Ma E che trova no, bene sto il vedendo un compagno. fastidio, ma che cazzo hanno Ecco fatto Lamela. sullo stadio? Cerca la profondità Vai. sulla fascia. Attenzione, Non c'è Kane non lo fuori tieni, gioco, si Kane fa. non lo tieni. Non lo tieni Kane. Sei rigore. Api, ti prego. No. Mamma mia. C'erano diversi compagni. Ma no, ste pronti robe in davanti, difesa! Cross però è stato impreciso. Ma che sboro però ragazzi, facciamo Se lo sono cagare i trovato morti in per un difesa soffio. oggi. Ed è andato vicino a una nuova segnatura. È l'incubo di ogni difesa. Gli avversari sono tentati di marcarlo a uomo e questo permette ai suoi compagni di sfruttare gli Api. spazi che crea. Alexandro. Cerca il Alexandro, passaggio sovrapposizione perfetta di Pintus. Ah no. profondo. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani. Dai, dopo un inizio impossibile, siamo un attimo ambientati. No. Brutto intervento. No, poi no, calcio di ti punizione. prego. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Occhio. E va Occhio. a colpire di testa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Si è avventato bene sulla palla ma non è riuscito a concludere come avrebbe dovuto. Vai Eyman. Eyman può far È tutto un Eyman. giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. E Ciao il Bartolucci, difensore ciao caro. respinge. Lamela cerca di superare la difesa con questo Occhio, pallone delle lungo. ali, delle Attenti ali. al tiro. Mamma Il mia. portiere dice di no. Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Michelotto la butta via. Alexandro. Il Bode. Cerca la fondo, palla Vai al piede. Bode, vai Bode, vai Bode, vai Bode, vai Bode. Vuole il Bravo lancio Bode per filtrante. Terence. Quelli può segnare. Terence se la allunga. La difesa riesce a spezzare l'azione. Eyman. Beh, niente da fare. Ci mette il piede e conquista il pallone. Michelotto non ce la fa. Guadagna metri. Prova il filtrante. Dembélé. Roba nostra, Pintus, bravo. Apicella. Agi, errore di Agi, bruttino questo, bruttino. C'è la palla in avanti. Ancora errore. Grande occasione. Gervasi. Passaggio in avanti. Il Bode. Appoggia Veneziano ha fatto un il gol pallone pesantissimo. largo, Veneziano quando Brianza. conta c'è Ha la sempre. C'è possibilità poco da di andare fare. verso la porta. Il cume è questo. È stato un bel primo tempo. Vai. Vai ragazzuoli, per piacere. Ecco il fischio. 2-1 non è un risultato da Inizia il buttare, secondo però tempo. non doveva prendere perché col Marsiglia c'è andata Il bene. Venezia adesso non deve farsi prendere dal nervosismo e cedere alla tentazione di gettarsi in avanti in modo scomposto, facendo Occhio, saltare Michelotto. tutti gli equilibri. C'è ancora tutto il secondo tempo davanti per ribaltare il risultato. Eriksen. Bravo Gervasi. No, palla piena. Ma va a cagare. Ma questo fallo non l'ho capito. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara.
Era scritto, non deve aver preso sul serio il richiamo di poco Occhio fa. ragazzi, no, no, no! Trova il compagno in ottima No, ma posizione. porco... Va giù, rischiano tantissimo con questo fallo. E l'arbitro indica il dischetto, sarà rigore, non aveva altra scelta. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa dove commettere fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però, Fabio, sta a monte. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, non arriva a questo punto. Non è costretta a commettere questo tipo di falli. Non sbaglia, vantaggio che diventa pesante. Non ha sbagliato. Un rigore tirato da manuale, con grande precisione. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. E si riparte con 2 gol di vantaggio. 2 gol di vantaggio sono tanti, ma attenzione, nel calcio può succedere di tutto. Occhio al traversone. E la difesa non si fa cogliere impreparata. Può concludere. La Mela. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Alderweireld. Vedo movimento a bordo campo. Eh sì, ci sarà dunque un cambio fra qualche istante. C'è un doppio cambio. Ci prova. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. La Mela oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. Ecco la Mela. Si avvicina alla porta. Vuole la profondità. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Pallone alto nello spazio. Allontana la palla. La Mela la mette in avanti. Lungo passaggio in avanti. Cross deviato dal difensore, sarà calcio d'angolo. Qui deve tirare. Bel tiro, sono andati vicini al gol. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. La Mela ci mette il fisico e conquista il pallone. Dembélé cerca spazio. La difesa riesce ad allontanare. Ci prova. Palla allontanata senza troppi complimenti. Fallo, calcio di punizione.
Prova la giocata nello spazio. Prova il cross tagliato. Se la cava, la difesa allontana la palla. Decide di sfruttare la fascia. Si coordina per il tiro. No, porco Dio. E ha fallito una buona occasione da gol. Almeno ci stanno provando. Mi chiedo se riusciranno a trovare la rete. Bella rete di passaggi. La squadra in svantaggio sta attaccando in tutti i modi per cercare di... Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Chiede scusa ai compagni. Questa palla non l'ha certo gestita nel migliore dei modi. Ha cercato di crossare subito per anticipare la giocata, ma non ha avuto nessun effetto. Christian Eriksen. Bell'anticipo, pericolo sventato. Buona la sua progressione palla al piede. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. È buona, si gioca! Ma baffa. Incredibile. Incredibile. 4 minuti di recupero. Christian Eriksen. La mela. C'è spazio, occhio! Prova il filtrante. Scodella il cross. Ma E non vai ci a arriva fartelo nessuno. sbattere in culo da tua madre. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine del gioco. E dovranno dare il massimo nel match di ritorno in casa per uscire. Raga, è un amaro il risultato finale. di oggi. Sarà vedeva durissima, dall'inizio sarà che la durissima. sofferenza maggiore Chiaramente era non posso proprio giocare sugli quelli di attacchi campionati in centrali. mezzo, essere Non sono concentrato stati mai subito. capaci di chiudere Quindi quella bisogna in per maniera forza efficace saltare, in tanto quella un zona punto lo del facciamo in 3 campo. partite. Adesso vedi, le perdiamo tutte. Non ho parole, non ho parole. Non ho parole. Non ho parole. Non ho parole, non accetto partite così, cioè, uno schifo, Francone veneziano, bravi, bravi. Vai, facciamo tutto per tutto, è chiaro che adesso sì, la simuliamo questa per forza, dove la concentrazione è massimale, se no... Adesso c'è la Fiorentina, dai, fa un pareggio, per piacere. Ecco, vittoria, perfetto. Milan che è pareggiato. Siamo in Champions, siamo in Champions, perfetto. Blindato la Champions, grande stagione. Abbiamo preso le bombe da Napoli e Juve, ma siamo in Champions. Ci giochiamo tutto, ragazzi. 90 minuti. O baratro, o sogno. Gervasi e Lloris in copertina. Noi facciamo sempre grandi robe. Io non cambio formazione perché noi siamo nati così, ragazzi. Cazzo, Pintus morto. Non ci voleva questo. Pintus morto, non ci voleva. Silotti Gervasi. Però metto Zincarone. E Michelotto lo mettiamo però in panca. Francone, Mencarelli. Abbiamo bisogno però un difensore. Ok. Vabbè. Ok, la Picella vuole togliersi, se la sceglie lui. Ok.
Vai ragazzi. Ci giochiamo i 90 minuti. Un sogno che va forse al di là di ogni immaginazione. Il Venezia ha già fatto tutto, è in Champions League matematicamente, è in finale di Coppa Italia, si sta giocando una semifinale contro il Tottenham. Cosa vogliamo di più? Niente, è già il massimo. Ma noi siamo il Venezia, lo zoccolo duro. Una squadra che è partita dal niente e siamo... E come si dice, abbiamo conquistato l'Europa a suon di gol e di miracoli. Con il Marsiglia un miracolo proprio da 3-1 fuori casa. Con il Lione un risultato magistrale, un 6-2 che ci ha dato la qualificazione. Adesso c'è il Tottenham, squadra più forte, con più talento, più esperienza, più tutto. Non abbiamo il cuore, noi siamo lo zoccolo. Noi siamo un gruppo, nato per stupire, nato per vincere. Vai Fioi. Tutto pronto? La sfida può avere inizio. Ci giochiamo una finale di Europa League, ragazzi, è già un sogno. E bisogna dire che il risultato Terence. li mette in una pessima situazione. In passato abbiamo assistito anche a grandi rimonte, potrebbe accadere anche oggi, ma le probabilità sono decisamente basse. Ma no, come no, sti errori, era gol fatto. Era gol fatto. Christian Eriksen la butta in Dai, mezzo. dai, con il Marsiglia eravamo partiti subito col gol, ma quella è un'altra storia. Questa è la storia del Vince il Venezia, duello fisico, Tottenham. fa su il pallone. Moussa Sissoko. Bamdele Alli. Occhio, no. È riuscito a passare. Bravissimo Intervento Sidoti. al limite, ma mi è sembrato regolare. Christian Eriksen. No, Giangrosso, grande, veramente per Giangrosso Prova la giocata la nello partita della spazio. vita. Però anche con il Marsiglia, quindi il Bode. Allarga sulla Bravissimo fascia. per Terence. Terence Sulla sembra in palla, fascia, se Terence è in palla è finale. Se Terence è in palla è finale. Grandissimo per Ottimo il Bode. passaggio, deve tirare. Grande Siamo parata sfortunati, dell'esterno siamo sfortunati. difensore. Da qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. Devono fare molta Gai. attenzione sui calci piazzati. Questa squadra può contare su giocatori Terence. molto abili nel gioco aereo. Peccato. Ci è andato molto vicino e però non ha trovato la porta. Servono 2 gol, però Tiro. servono 2 La gol. palla ha proprio sfiorato il palo. Servono 2 gol e non subirle. Stanno tenendo Uno un bisogna gran farlo ritmo e una presto. grande aggressività. Di questo Terence. possono essere contenti. Terence, Poi devono per il concretizzare Bode. di più. Il Bode ancora Cerca Terence, di bellissima sfruttare l'asse lo Terence spazio Bode. sulla fascia. Mettimela in mezzo Terence. No, lo ferma. Dopo di fortuna Sidoti, con Cor Sidoti. Per Terence. Terence in palla, con Terence in palla e finale. Con Terence in palla e finale. Heyman. Fa lo scandaloso su Prova un Heyman. traversone vabbè, dalla tre però quarti. dai. Ci mette il fisico Terence. e conquista il pallone. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Sissoko. E trova il compagno. No. Attenzione Sidoti. Sidoti. Passaggio in avanti. Sidoti per il Bode. Sidoti per Bode per Terence. Effetto Serra. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata di Ventesimo, ne servono 2. Ventesimo, ne servono 2. Bamdele Alli. Ventesimo, ne servono 2. Agi, dai Agi, c'è bisogno anche di Agi, dai Agi. E anche di Gai soprattutto. Vai Agi, no, però Veneziano là. E passa. Non c'è nessuno in mezzo. Vabbè, nostro, meno Palla male. in out, ci sarà rimessa laterale. No, ma che rimessa è? Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Heyman, pennellate, ci abbracciamo. Il Bode. Terence. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Il Bode ci ha provato di cuore. L'arbitro gli si avvicina. Ha ammonito il per Bode. passarci il cartellino che infatti arriva. Giallo. Lancio lungo del portiere. 25esimo, il tempo scorre velocissimo, inesorabile, Prova a il dio saltare a Kronos. centrocampo. Il Bode, Cerca il di superare Bode, la difesa il con Bode, questo pallone Veneziano. lungo. Sì, Porca puttana, il Cume! Fa un gol meraviglioso! Il Cume ci crede! Fantastico, questi due giocatori parlano la stessa lingua calcistica. Smarcamento Mamma e mia, passaggio Bara sono che stati leader un'intesa consumato, il perfetta. capitano di oggi. Me ne da piangere, cazzo, dai, grandissimo gol, magistrale. cambiano la storia della partita. E il Cume, con un quando gol serve, davvero però la pesante. mette sempre. 2 gol tra andata e ritorno per il momento. Che giocatore. Palla Grandissimo che assist torna anche del nella zona Bode, portiere. pennellata magica.
Il portiere la calcia lontano. Dai, che il nostro fortino al Pallone Penzo. Abbiamo sempre fatto partite tempestivamente. mostruose. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Adesso no, ma vaffanculo, Tottenham. Palla giocata alta Alamos, sulla fascia. con calma, Alamos. Grazie. Agi. Il Cume vede Agi, vai. Poesia in Sono movimento alla Agi. ricerca di uno spunto Grande per Agi. far No, male agli per Heyman avversari. doveva... Veneziano la recupera. Allontana il pericolo. Heyman mi sta tradendo alla fine, Heyman, ti prego, Heyman, smentiscimi subito, piccolo Paul. Christian Eriksen. Terence, ennesimo recupero di un campione incredibile, peccato non sia Prova il italiano. filtrante. Veneziano, Passaggio smarcato, Veneziano. ora deve segnare. Tenta la conclusione. Ha perso un pallone sanguinoso. Per poco non pagavano con il gol. Heyman, Veneziano. Colpisce di testa. Heyman. No, era un cross questo, Heyman, però no ste A robe. volte un tiro da Cioè, quella questo era un distanza può cross. sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Bode, non la prende Musa si purtroppo. soccorre. Terence. Se Terence è in palla è finale. Christian Eriksen. Se Terence è in Vuole palla la è finale. profondità. Gervasi. Mito. Riescono a mettere fuori. Il Bode. Pallone morbido verso la fascia. Sidoti. Buon lancio. Terence. Riceve il passaggio. Terence. Prova Bravissimo il toccapasso. Terence. Veneziano. Rigore, dai. Lloris Però, vabbè, allontana sappiamo il che i pallone. rigori non sono di PES. Heyman. Fallo! No, questo, no, però anche Lloris. questo no, E che riesce a schifo, porca di quella zoccola. Arriva il duplice fischio dell'arbitro, si chiudono i primi 45 minuti di questa semifinale. Stiamo giocando Stava bene, giocando ragazzi, bene. non si è mai La visto il rimonta Tottenham, non è però. completa, è vero, ma se continuano così possono farci. In questo momento è il Tottenham ad andare in 1-0 finale, dopo noi i primi no. 45 minuti. Il Venezia è in vantaggio di misura, 1-0 il punteggio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. No. Aurier. Christian Eriksen. Abbiamo 45 minuti. Un Dembélé. po' come contro il Nizza. L'era Sidotti Francone. Palla Qua non larga si in sa, ma qualcuno profondità. deve essere. Andiamo in finale, raga, vi prego. Cerca spazio. Mito. 51esimo. Christian Eriksen. Cerca la profondità. Heyman. E l'arbitro assegna Heyman un non calcio c'è di punizione moltissimo. Heyman interessante. purtroppo non c'è. Brutto l'intervento. Ha Adesso munito Heyman Guy. arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. Il Venezia ha adesso 2 giocatori ammoniti in questa gara. 53esimo. Gai. Prova a verticalizzare. Veneziano, gravità Cerca 0. di servire il compagno Gravità davanti. 0, prova per non perderla, non è neanche malissimo, però è chiaro che i passaggi non sono la virtù di gravità 0. Gai. Veneziano, dai Gai, illuminaci Gai, illuminaci. Prova a giocare nello Terence, spazio. Terence, Attenzione, Terence. si libera la grande. Il pallone finisce lontanissimo dalla porta. La difesa sembrava imbambolata. Non sono riusciti a contrastarlo per niente. C'è mancato poco per trovare ancora il gol. Vederlo giocare è davvero un piacere per gli occhi. Un talento puro. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Dembélé. Prova il filtrante. No, Riceve un pallone no, interessante. sappiamo gol è finita. No, Fallo, calcio di punizione. no, vabbè, va bene, dai. Va bene. Christian Eriksen. Su deviazione Mito c'è. Venezia se l'è cavata stavolta, ma non devono concedere 61esimo. troppe punizioni da quella posizione. Veneziano, bellissima sponda. Vuole la profondità. Veneziano, Palla in bellissimo per profondità Agi. sulla Agi, fascia. Può dare la Agi. conclusione. Se ne va. Recupera Alamos. La Pallone butta in mezzo. Heyman di testa no, però. Però dà fastidio. Ottimo disimpegno, fondamentale. 64esimo. Agi. Dembélé di forza. Agi, Veneziano ci prova. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Stiamo dando tutto, ragazzi. Attenzione all'arbitro che sa il cartellino. Giallo, è giallo. Il Venezia ora ha 3 giocatori ammoniti. Lancio lungo del portiere. Giangrosso. Agi. No, Agi. Calma, Gino mio. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica Adesso fare anche i importante cambi perché della qua... loro Boh, manovra. oddio il Bode. Assolutamente. Cercano di allargare il gioco. No, per no, di no, snurra brutta e questa. creare
gli spazi No, in mezzo. no, E così, hanno non andare ragione, fuori perché per così, quanto tu sia però. bravo, non è facile No, passare andare se ti fuori ostini a voler così. sfondare al centro. Non così. Non così. Non così. Non così. Non così. Non così. Non usciamo così. Non esiste che usciamo così. Dembélé. Non esiste che usciamo così. Bandelé Alli. Non esiste che esce Ottima così il copertura maestro, il qui. maestro. Gli hanno indotto Il maestro. l'errore, interrompendo Il la maestro, manovra bellissima prima per che diventasse Terence. davvero Vai pericolosa. Terenzino. Vai E Terenzino. passa. Mette in mezzo il traversone. No, nessuno. Lo mette fuori. Nessuno. Qualcuno ci odia. Zincarlo, la presa di Chopin. Bellissimo Ottima tiro. parata del portiere. Stiamo orando tutto adesso. Stiamo orando tutto. Sidoti, concordo Sidoti. Ottimo intervento. Ah, qua Sidoti da perdere di sfortuna anche ma c'è Gervasi. C'è Rodolfo. Quarti. Il maestro, Cerca cosa di fa il passare maestro? secondo. Francone, regalamelo, Francone! E c'è Non il- è vero! Non è vero, appena entrato! Questa è la favola più bella del Venezia, Francone! Questa è la favola più bella del Venezia! Cosa ha fatto Grande Francone? colpo di testa, rapido, preciso. Ancora una Ottimo volta. questo colpo di testa, preciso ed efficace. La traiettoria che Cosa ha dato il fatto pallone era Francone? perfetta, il portiere non ha Che potuto assist fare però di niente. Cannistra. Cosa ha fatto Francone? E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Effettivamente ha Ragazzi, ripagato il per mister piacere della fiducia adesso. che gli ha dato mandandolo in campo. Per piacere adesso. Eccolo qui. Non ci è arrivato credo. un Stai momento del zitta, non è cambio. finale. In Qualsiasi effetti non persona ne abbia aveva scritto più. voglio bene, ma no. L'allenatore ha fatto bene a far Francone, uscire dal due. campo. No. Il Venezia Francone, è cosa ha fatto saldamente in Francone? vantaggio adesso, dovrà gestire e Una non riserva. distrarsi. Soprattutto è Una importante riserva. mantenere un alto livello di Due concentrazione. gol comunque decisivi. Prima col Cerca di Lione, mettere c'è un col pallone Nizza, adesso qua. interessante in aria. Si libera la grande. No, 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 adesso no, adesso Prosegue sarebbe nella sua atroce. corsa. Sarebbe atroce adesso. Bell'intervento. C'è Gian fallo. Grosso, fallo. E ora sono 4-4. Ti Giocatori prego. finiti sul Ti taccuino prego, dell'arbitro. Gian Grosso. No, no, no! Buona lettura difensiva. Gian Grosso la il butta cross è stato fuori. respinto. Sì, Occhio a che me. prova da fuori. Mamma mia, l'ho vista dentro. Ma doveva metterla dentro. Mamma mia, l'ho Non vista dentro. possono permettersi di sbagliare occasioni del genere. Se continuano così rischiano di non farcela. No, è il nostro fortino al penso. Hanno È il nostro praticamente già un fortino. piede in finale. Cosa ha fatto anche Cannistra però. Non ha avuto Ancora il l'arbitro maestro, non ha grandi dubbi, cambi del Cume. calcio di punizione. 5 minuti. 5 minuti da una cosa che non esiste. Dal no, 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 no. No, no. Palla allontanata senza troppi complimenti. Incredibile, incredibile. Veneziano, Veneziano. Cerca la La gira a profondità, Terence, sulla ti fascia. prego. Ti prego Terence, ti prego amore mio, ti prego effettino Cross mio. verso il centro dell'area. Prova di testa. Fuori, non paghiamola, non paghiamola, È mancata non un po' di paghiamola. precisione. Il Venezia ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. E poteva segnare anche No, stavolta. il Cume la recupera da gran campione. Il Cume la recupera da gran campione. Di marcarlo a uomo. Francone. Hanno segnato Sì. ancora. Siamo in E finale, con lo un dico, non me ne vantaggio di frega 3 gol, niente. La partita è quasi chiusa. Mi prendo le responsabilità se prendiamo il gol del supplementare. Il controllo Ma qua il non era veneziano ha facile, fatto ma una lui cosa l'ha eseguito incredibile e bene, Francone la riuscendo a mette. preparare bene il tiro. È la sua sesta rete del torneo. 6 gol Francone, 6 gol Francone. Francone si candida all'MVP ragazzi, incredibile. Mamma mia, stava sbagliando anche. Sono in vantaggio, devono gestire No, in stai questi zitto, no, lunghissimi no, va. minuti finali. No, se succede chiudo tutto e non giochiamo per almeno 10 giorni. L'arbitro controlla il cronometro. No, Pochi minuti, addirittura no, secondi e sarà finita. Cerca spazio. no, Dio povero, no. Niente da No. fare, non passa. No, Zincalo, sì, finale! Il triplice fischio. Il Mi viene da fischio che piangere. determina 2 la fine finali, della il gara. terzo Hanno anno. raggiunto la finale. Hanno colto l'occasione della vita. Adesso si giocheranno tutto in 90 minuti. Non ci Volevano credo. vincere a tutti i costi e ce l'hanno fatta. dando Grazie, una grande Api. dimostrazione di carattere e determinazione. Ora li aspetta una finale da brividi, in Grazie, cui può Api. succedere qualsiasi cosa. E adesso può essere tutto e niente ragazzi.
Incredibile, abbiamo ribaltato tre partite, abbiamo ribaltato. Marsiglia. No, Lione no, Marsiglia. Nizza e Tottenham. Stai zitto, Borgia, ti prego. Pintus, buonanotte. E siamo contro l'Ajax del mio pupillo Dolberg. Questo mi fa paura. Grazie, Api, sei un pazzo drogato. Allora, saltiamo col Cagliari, poi se volete le finali le giochiamo non so quando, però perché ho tutta la settimana impegnata. Domani, sia domani, sia sabato che domenica. È lunga tanti giorni. Porca puttana. Se ne parla di lunedì, ragazzi. Vabbè, saltiamo questa. Notte Nasdaq, vinciamo 4-0, la grandissima proprio. Bene, bene, bene. Perfetto. Ragazzi, io fino a lunedì non ci sono. Mamma mia. Ragazzi, almeno con Ding Dong siamo in Champions League. Cosa volete fare, ragazzi? A voi la scelta. Stai zitto, Kume, che sfiga che porti. Ora, finali. Stop. No, alla prossima. Ragazzi, ci becchiamo lunedì allora. Adesso se volete possiamo fare un'intervista. Purtroppo Francone e Sidoti non possono, però avrei proprio voglia di Francone, cazzo. Sì, facciamo la prossima. La prossima ci dedichiamo anche perché devo prepararmi vestito in caso di vittoria. Quindi l'ho promesso e lo dobbiamo fare. Me lo devo fare. Non ci avevo pensato al costume. Io potrei anche fare la partita vestito, anche se con la maschera faccio fatica, però è chiaro che non posso parlare. No, ragazzi, ma Veneziano è un gol dalla capocannonieri. No, non ci credo. Vabbè, devo giocare l'ultima devo giocarla, ci devo provare. Incredibile. Gli acquisti li facciamo la prossima volta. Niente, Francone purtroppo e Sidoti non possono venire, mi dispiace, cazzo, perché meritano loro di venire, loro che ci hanno salvato il culo. Mi faccio l'autointervista perché l'altro sono io. Vabbè. Classifica gol Europa League, vediamo Francone come sei messo. Classifica gol Venezia, ma no vabbè, no vabbè. Gli MVP se la giocano a mio parere Eyman, credo che sono tutti candidabili, anche le riserve. Però Veneziano, Francone con 6 gol e Eyman sono i tre favoriti. So, 13 gol del Como in Europa League, sono una cosa epica però, con 2 mesi di infortunio. Vediamo gli assist. Gli assist è primo Alexandro, poi Veneziano 4, Terence 4, Cannistra 3, però Alexandro può vincere best assist, attenzione. Eh, Incredibile Alexandro, complimenti, vediamo la finale, se volete fare lo screenshot, no fase gironi però grazie. La finale Venezia-Ajax, vediamo se l'Ajax ad Olber, speriamo di no perché mi fa un po' paura giocare contro il mio idolo.
Casper Dolberg c'è. Speriamo bene. Sì, sì, come lunedì Sidotti e Francone, sì, sì. Lo Schalke. No, non ha ancora vinto, perché se uno di noi ne fa di più... Era Alexandro, che era depresso. Hai visto Alexandro? Spagati i culo. Lo Schalke, è crollato molto, neanche in Europa lo Schalke. Ai ai ai, mi dispiace. In Coppa, Wolfsburg, Leverkusen. E niente, mi dispiace, cacchio. Vabbè, il Giappone sta giocando, il Giappone. Il Giappone del Rocco, che Rocco. Sì, è ricominciato. Cazzo, secondi, che squadra? Vediamo Rocco quanti gol, vediamo la merdaccia umana. Ecco, capocannoniere Barocco. Mamma mia, in Giappone ha fatto merda. Ollie Benz. Eh... Fai vedere la Champions. Allora. No. Finale no, Monaco Real Madrid, che finale pazza. Ok. Ok. Vediamo se è titolare. Ah sì, ancora titolare con 79. No, dai, quella nuovi acquisti la faccio l'intervista, la live dopo, perché la live delle finali sarà dedicata interamente alle finali. Eh, anche Antonio è uno dei candidabili adesso, sicuramente sarà in squadra, bisogna capire se quest'anno, a gennaio o il prossimo, perché c'è anche Bartolucci che viene sempre, mi sembrerebbe giusto dare la possibilità al Bartolucci di entrare, anche se anche tu ci sei sempre in realtà. Quindi adesso però la nostra concentrazione è sulle finali. Va bene, allora visto che abbiamo fatto un'intervista pre-partita, non serve farle adesso perché abbiamo quelle di Sidotti e Francone lunedì. E... e niente ragazzi, vado perché sono stanchissimo, raga, ho avuto una settimana abbastanza dura. Fioi, non so che dire, abbiamo tutto in mano. La Champions raggiunta e possibilità di vincere 2 trofei, fare il nostro personalissimo triplete. Io ve lo dico francamente, conosco bene i giocatori perché sono il mister e conosco bene anche la squadra, il gioco e tutto. Non saranno sempre così le stagioni, vi avviso già, così gloriose. Possiamo ancora non vincere niente, però comunque abbiamo fatto una stagione gloriosa. Quello che posso dire è che dobbiamo sfruttarla. Io dobbiamo sfruttarla perché non ho mai visto delle rimonte così epiche perfette, sinceramente. Non le ho mai viste. Ragazzi, una dolce notte a tutti, vi voglio bene, un ringraziamento sempre a tutti, anche al presidente, al vicepresidente, anche all'Arcangelo che si è addirittura fatto il coso, dopo non so se dovrò scrivere The White Gamer o l'Arcangelo sul giocatore, me lo dirà lui. E notte a tutti ragazzi, e oggi si finisce così. Ma Heyman si sveglierà in finale o ha fatto una super stagione e si ferma proprio sul più bello? Questa è un'altra storia. Ciao ragazzi, buonanotte, voglio bene. Ciao Fioi.